me retiens. Je t'aime, oh oui je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, tu es la vague, moi l'île nue. Tu vas et tu viens entre mes reins. Tu vas et tu viens entre mes reins et je te rejoins. Je t'aime, oh oui je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, Comme la vague irrésolue. Je vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. tu vas et tu viens entre mes reins. Tu vas et tu viens entre mes reins et je te rejoins. Je t'aime, oh oui je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, L'amour physique est sans issue. Je vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens, je me retiens. non, maintenant, viens. Ciao donne, vi ho fatto sospirare questa mattina? Certo che sì, sono contenta. Nonne, vi ho fatto sognare questa mattina? Certo che sì, ne sono contenta. Uomini, vi ho fatto fremere questa mattina? Certo che sì, e anche i nonni, certo che sì. Chissà perché parlare di un atto d'amore e emozioni è stato censurato. Pensate che bigotti erano una volta e chissà cosa facevano questi bigotti. Chissà perché parlare di emozioni, specialmente in un atto d'amore, deve essere censurato. Voglio parlarne proprio questa mattina con Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme Padova, secondo mandato centro-sinistra. Grazie sindaco di essere qui con noi. E salutiamo anche da Padova il dottor Giampiero Avruscio, presidente AMPO Padova, Associazione Nazionale Primari Ospedalieri, che di emozioni ne vivono tutti i giorni, specialmente in questo periodo, di che emozioni in questo periodo. Grazie, grazie anche al professor Avruscio. Allora, sindaco, cosa dice? Ecco, bigotti per una canzone che dava emozione, questa bellissima donna che purtroppo ieri ci ha lasciato, che aveva il coraggio con questo uomo adorato, bellissimo, che hanno avuto una figlia, si sono sposati. Ecco, perché il tabù, il bigottismo che c'è ancora? Perché mi sembra che delle prediche che vengono specialmente da quasi tutti i partiti, poi ha 3 amanti, a moglie, 5 fioi, ognuna con un marito diverso, cioè capite che veramente le prediche non ci stanno più bene. Cosa ci dice, sindaco?
Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti. Una precisazione, intanto pace all'anima della cantante, una grande donna che purtroppo se n'è andata, ma questo è il ciclo della vita, si nasce, si cresce e poi bisogna purtroppo anche morire, quindi pace all'anima sua. Di che anno è questa canzone, Mirella? Ah, degli anni che non bisogna ricordare gli anni, però sennò fa sentire vecchie le mie spasimanti, assolutamente. È una canzone, 69 Allora, per la precisione, ecco. 69, anche il numero giusto, perfetto. Prego, sindaco. Nel 69 mio papà aveva 19 anni, io sono venuto al mondo esattamente 12 anni dopo, quindi non c'ero. C'è da dire però che l'evoluzione di una società impone anche dei percorsi, quindi siamo passati da una fase in cui una formazione cattolica molto rigida, soprattutto nel Veneto, ma lasciamelo dire Mirella, in tutta Italia, ci ha fatto dire delle cose e fare delle altre. Penso ad esempio anche alle grandi riforme che a livello politico si sono ottenute, come il divorzio. Se ci pensiamo oggi, c'era chi metteva in discussione l'istituto del divorzio, oppure anche il referendum sull'aborto. Quindi purtroppo la società italiana è una società che, a differenza di quella francese, che ha avuto dei percorsi di maturazione diversi e non per forza di cose più giusti o più sbagliati, si è trovata di fronte a un'ipocrisia in cui si predicava una cosa ma nella realtà la società ne voleva altre. Quindi anche descrivere i sentimenti d'amore sempre nel rispetto reciproco degli uomini, delle donne, dell'amore a ampio raggio, oggi è una realtà sdoganata, e quindi diciamo che siamo un po' meno bigotti, anche se da un punto di vista politico, quando sento parlare di difesa della famiglia tradizionale da parte di chi magari di famiglie ne ha 3-4, viene da sorridere, ma questo fa parte un po' dei ruoli, e sono sicuro che l'intelligenza delle persone fa distinguere chi dice le cose che realmente sente, per cui va anche rispettato magari un approccio intimamente religioso, cattolico, osservante di alcuni dogmi, ma altrettanto vero che la società forse deve essere un po' più aperta nel rispetto reciproco, nel rispetto dei sentimenti. Alla fine qual è l'obiettivo? Vivere meglio, vivere tutti in armonia. Anche se siamo nel 2023, però io ho avuto degli ospiti importanti che si occupano proprio di questo, psicologi, psicoterapeuti, sessuologi. Purtroppo ancora oggi in famiglia si parla poco di sesso, questo atto d'amore, di organi genitali, come fosse chissà quale tabù. Arriviamo nella luna, ma non è cambiato tanto, caro sindaco Mortandello. Mi dispiace per lei, ma anche tra i giovani pensano di sapere tutto sul sesso e non sanno assolutamente niente. Questo non lo dico io, ma l'ha detto una sessuologa ospite mia, perciò capisce bene che strada da farne ce n'è ancora tantissima. Forse siamo ancora troppo chiusi per capire che invece gli atti d'amore, le emozioni vanno vissute, vanno dette e a mio avviso anche raccontate, perché fanno almeno sorridere e veramente ed è piacevole. Cosa ne pensa professor Avruscio? Grazie di essere qui. Le emozioni, lei che di emozioni ne vive tantissime tutti i giorni, specialmente in questo periodo con la sanità più privata che pubblica, di emozioni ne avete? Prego professore. Sì, effettivamente noi siamo chiamati sempre e comunque a difendere la vita. Indipendentemente da censo, età, provenienza, eccetera. Questo è il nostro lavoro e il nostro compito, che molto spesso svolgiamo senza luce dei riflettori. Sì, quella canzone era del 69, io me la ricordo bene perché insomma fu una canzone che suscitò molto scandalo e che anticipò molto i tempi. Anche oggi non credo che una canzone del genere si possa mettere sul mercato, anche oggi ci sarebbero dei problemi. Ma credo che, non so se sia, vede, è giusto, ogni età ha la sua cultura, i suoi parametri, i suoi valori. Se noi pensiamo all'antica Grecia, per esempio, ai tempi che furono dei grandi anche filosofi che noi conosciamo bene nella storia della filosofia, bene, insomma lì c'era, non si distingueva fra uomini e donne, c'erano anche la pedofilia, insomma, bambini che anche in certe nazioni adesso i bambini vengono promessi in sposa, no?
Quindi a secondo della cultura e della conquista di alcuni diritti che bisogna difendere assolutamente con forza, però non so se sia un bene il relativismo. Il relativismo c'è il non porre dei valori come fondamenti della vita, come per esempio la vita stessa. E allora, a secondo del paese dove ti trovi, questa vita ha un valore e per altri ne ha un altro. E allora lì non so se effettivamente sia una conquista della civiltà oppure se si è invece inciviltà. Perché credo che ci debbano essere delle basi comuni per tutto il mondo, per tutta la vita, per tutto il pianeta. Insomma, quindi io sono molto convinto di questo. Poi dopo si rispetta qualunque cosa che ognuno possa fare, basta però che come dire, non si invada anche la libertà dell'altro. Questo secondo me è fondamentale. Molto chiaro. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo, ciao. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. In quanto riguarda alle emozioni, pensa che nel 500 a Venezia, che era il Turibui, che era sottoporto che era sua, dove c'erano i casini, che c'erano le matrone che si davano da fare. All'epoca, quando era il ponte delle Tutte, dove che le donne offrivano merce, era già avanti che il tempo che c'era. Adesso, secondo il mio punto di vista, i giovani vogliono sapere tutto, giustamente mi sa niente, chiaro, quando ero figlio di i casini a Venezia, che ne sarà stati 25, voglio dire, era avanti lo stesso, adesso mi segnocchi perché i vuoi sapere tutto e così in ultima si trova o gli essi incinte, ma dopo l'emozione di andare con una ragazza deve essere una roba che ti resta anche nel cuore, perché è una bella roba, un sfogo. Purtroppo adesso gli dà tante altre robe. E donne una volta nel 500 aveva il cotto le unghie grande perché sotto il cotto nascondeva i morosi come il marito, ma non era vero. Cosa avevamo da imparare da chi tempi che era. Era più rigidi di adesso e più consapevoli. Era serenissima che quando che le robe non andava bene le faceva andare bene mettendo le restrizioni. Era una certa libertà. Adesso è una libertà, ma non è forzata, perché il droghe, il tutto. Una volta si diceva bene, senza tanti problemi, senza giusto, e il mondo va avanti, non va in Dio. Girate fra poco, sarà una donna di plastica che ti risponde e ti rapporti in armarone. Io mi immagino quelle roba, si cambia una donna al giorno. Cara Mirella, grazie al nostro Rinaldo. Ciao, Eccoci. Mirella. Grazie Rinaldo, ci fai sorridere. Allora, Sindaco Mortandello, quello che però preoccupa sono questi atti violenti, questi stupri, perché noi siamo partiti con un atto d'amore bellissimo, emozionante, però di fronte c'è qualche ragazzo, non tanti, guardate, non lasciatevi confondere dai numeri che non sono veritieri, proprio per un'educazione, ecco, un'educazione troppo permissiva, troppo superficiale, c'è qualcosa che non va e poi ecco succede quello che succede, abbinano poi le droghe in quel momento che è veramente per sballare e viene fuori di tutto e di più, però le conseguenze le paga sempre la figura femminile e molto anche, sono traumi che rimarranno per sempre. Ecco, lei Sindaco come vede questa gioventù bruciata, ecco, una parte di gioventù, non tutta, perché abbiamo degli esempi e sono tantissimi, ve lo posso assicurare, che sono bellissimi, di bravi ragazzi che si comportano. Io ho conosciuto un ragazzo che fa il doppio lavoro, porta i carri funebri, pensate, a 25 anni, ha detto è un lavoro bellissimo Mirella, io vengo dalla ristorazione, di che vengano a parlare con me, cosa vuol dire lavorare nella ristorazione e poi vediamo, perché tutti sanno parlare bene ma poi i conti si fanno alla fine e io ho dovuto trovare un altro lavoro e guida il carro funebre. Ecco, sono ragazzi meravigliosi, bellissimi, una sensibilità incredibile, perché vanno dette queste cose, altro che non vogliono fare niente. Questo è un esempio che vi ho raccontato. Vediamo se riesco a portarlo anche in trasmissione, perché penso che sia una cosa veramente bellissima quella che ho visto, ho sentito e soprattutto la sensibilità. Prego Sindaco. Ah, aspetta Sindaco, perché avevamo un altro uomo, Luigi. Ciao Luigi. Ciao Riccardo.
volevo dire solo una cosa, che per noi Riccardo è una benedizione del cielo. Ecco. Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, il miglior sindaco della storia di Montegrotto. Peccato che fa il secondo mandato e non può presentarsi per il terzo, ma comunque dai, forza Riccardo! Hai sentito? Grazie, Luigi. Ah, Luigi, che bravo, ha telefonato Luigi, ha sentito il sindaco, io non lo sapevo, ecco, prima di dare la parola abbiamo sentito Luigi che le ha fatto i complimenti, mi sembra una bella cosa. Prego, sindaco. Grazie Luigi. Allora, intanto ringrazio Luigi. Per quanto riguarda quello che hai detto tu, Mirella, la generalizzazione non va mai bene. Certo che un esempio negativo si mette sempre in risalto la negatività anche sui quotidiani, nelle notizie rispetto alle positività che sono tantissime di tanti giovani bravi, impegnati, seri. Quello che c'è da dire è come con gli alberi crescono dritti e sani quando si raddrizzano da piccoli, quindi è tutta una questione fondamentalmente di educazione. E in tanti istituti mancano ad esempio dei progetti legati alla sessualità, perché scoprendo il sesso, scoprendo gli organi genitali, scoprendo una sfera di cui si fa fatica ancora oggi a parlare, come hai detto tu, si può anche crescere nella consapevolezza del rispetto delle regole che il mondo della natura ha. Poi è ovvio che esistono anche dei caratteri che, per quanto vengano educati, hanno un'indole che va corretta successivamente, quindi secondo il mio punto di vista è tutta una questione educativa per far crescere queste grandi querce che saranno i ragazzi da adulti. Fin da piccoli in maniera dritta serve l'educazione e soprattutto anche la famiglia, perché assistiamo a uno scollamento e a una tendenza un po' troppo permissiva delle famiglie rispetto a dei ragazzi. L'abbiamo vissuta anche nel nostro territorio quando abbiamo dato delle sanzioni molto pesanti a dei ragazzi che si comportavano male nei parchi pubblici. Solo di fronte al dio denaro le famiglie si sono accorte di avere dei figli che non si comportavano bene, e questo è servito non tanto per fare cassa per il comune, perché con questo non si fa cassa, ma per responsabilizzare i genitori anche ad educare i figli che quando escono in strada, quando vanno al parco, devono comunque essere sempre rispettosi, educati, pur consapevoli che la gioventù per accezione è una fase dell'età anarchica e quindi va rispettato anche quell'eccesso che tante volte i giovani hanno, che però deve essere fatto cum granus salis e soprattutto con il rispetto delle autorità. Perché un'altra cosa che si evince è che le autorità sono sempre più prive di rispetto da parte di questi giovani che se ne fregano altamente. Quindi è un patto sociale da costruire con iniziamo anche dal Parlamento a dare un esempio decente, caro sindaco, cominciamo anche dal Parlamento, questi politici a dare degli esempi con l'etica e con rispetto anche delle persone che li stanno guardando. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao. Ciao. Un saluto al dottor Abruzio e al sindaco di Montegrotto. Volevo sapere se sono d'accordo con me, è una constatazione che mi sembra. Una volta, per quanto il dolore morale fosse lancinante, non si impazziva. Oggi per molto meno, tanta gente prima normale impazzisce. E mi riferisco a largo raggio a tutte le cose, i mariti lasciati dalla moglie o viceversa, disgrazie di ogni genere, disgrazie per calamità. Pensiamo solo per esempio alla tragedia del Vajont, che sono morte 2000 persone. E tutti quanti i superstiti che hanno perso i loro familiari non sono impazziti. Le vittime del terrorismo, della mafia, eccetera, non sono impazzite, diciamo. Oggi per molto meno, sia per quanto riguarda gli affetti, sia per quanto riguarda calamità naturali, eccetera. Tanta gente impazzisce, soprattutto giovani, insomma, ecco. Questo è una cosa che fa riflettere, diciamo. Bisogna trovare la chiave per cui la sofferenza non deve diventare pazzia, perché poi finisce per condizionare tutta la famiglia, tutti i parenti, tutti gli amici, eccetera. È una cosa questa che fa riflettere.
Vi saluto e vi ringrazio. Grazie a Livio. Allora, professor Avruscio, io manderei proprio il video che lei ci ha mandato per capire l'importanza del rispetto, il rispetto che dobbiamo alle figure che lavorano, che cercano di dare il meglio di se stesse, sottopagate, faticosamente questo lavoro fatto, questi non hanno neanche tempo di bere un caffè, sto parlando degli infermieri. Allora andiamo a vedere il video che ci ha mandato il professor Avruscio e poi lo commentiamo, proprio per rispetto, etica, moralità e soprattutto senso del dovere. Rinascerò, rinascerai quando tutto sarà finito. Torneremo a rivedere le stelle. Rinascerò, la tempesta che ci travolge ci piega ma non ci spezzerà. Siamo nati per combattere la sorte, ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. Questi giorni cambieranno i nostri giorni, ma stavolta impareremo un po' di più. Abbracciati da cieli grandi, torneremo a fidarci di Dio. Ma il silenzio si respira un'aria nuova. Ma mi fa paura questa mia città. Siamo nati per combattere la sorte, Ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. rinascerò,
Ed è arrivata la nostra Giusy. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Sono qua inutile a commuovere sempre ogni volta che ti assenti. E bravi tutti i tecnici, i medici, tutti quelli dell'ospedale che avevamo sempre detto che rischia a pelle, hanno rischiato la pelle anche loro perché ne sono mancati abbastanza tra infermieri e medici. Ok. E volevo dire una roba Mirella, che quella coppia che ha cantato quella canzone che ti ha messo su, noi altri ormai diversamente giovani, non avressimo neanche a forza Mirella di fare queste cose. Comunque, quamente se sogna Giusy. Dai, se sogna no. Te sogni no? Te sta mai quando che te sogni e basta. Grande Giusy. Mirella. Ascolta Mirella, mi te conto una roba, ieri vo a Zero Branco su un bar là e che se uno da vicino su un tavolino che sento che parla, ma mi che fa? Ma io Piero da Zero? Sì, che dito. Mirella, ho sentito la voce forte, e me va Giusy. come fa a sapere? Mi sono a Giusy e ho detto, porca miseria, e ho detto, capito? Vedete cosa riesce a fare Sveglia Veneti? A farvi conoscere anche in lontananza. Grazie Giusy, vado avanti, vedo lei pubblicità. Grazie Giusy, veramente grazie, così salutiamo anche a Piero da Zero, ma anche Italo Guglielmo da Padova. Ciao Italo Guglielmo, come stai? Allora, professor Avruscio, tante parole, però non basteranno mai per dire veramente grazie per quello che avete fatto, che è stato fatto e che si sta ancora facendo, nonostante avete dei numeri veramente risicati per rispondere a tutte le domande che ci sono. Com'è la situazione, professor Avruscio? La voce, microfono. Il pulsante su Skype. L'icona del volume, professore. Pardon. Eccolo qua. Prego, tranquillo. Si è emozionato anche il professore, giustamente. Prego, professore. Dicevo, per quello che riguarda il Covid, per fortuna molto meglio, insomma, è passata, si può dire. Per quello che riguarda invece tutte le prestazioni che sono in carico, che sono sospese, sappiamo la difficoltà di prenotare qualsiasi tipo di prestazione a Padova così come in Veneto, e questo è un grande problema. È un problema perché riguarda la salute di tutti quanti, soprattutto delle persone più fragili. I pronti soccorso sono sempre affollati, super affollati, sovraffollati. E poi in questo periodo, soprattutto di ferie, in cui chiaramente anche il personale sanitario ha diritto di andare in ferie, le ricordo che per i 2 anni del Covid il personale sanitario non è andato in ferie, purtroppo non c'è attrattività ormai per lavorare negli ospedali, ma nella sanità pubblica in generale non c'è assolutamente nessuna attrattività, perché vede, io seguivo il discorso prima dei giovani, dei ragazzi, delle fragilità che insomma ci sono oggi, ma tutto dipende anche dai modelli di società che si costruiscono, perché non è tanto il fatto la scuola, la famiglia, la sanità, ma quanto i modelli di riferimento dei giovani. Perché vede, nel momento in cui per diventare medico, per diventare chirurgo, tu devi impegnarti molto, studiare, e non finisci mai di studiare in verità, e sono anni e anni e anni di studio e di impegno, per poi dopo arrivare anche a continuare ad imparare e per cercare di salvare una vita, che sia un bambino, che sia un anziano, che sia un giovane, e siamo chiamati a fare questo. Però nel momento in cui vedi che nella società conta molto di più tipo apparire in certe trasmissioni, fare la valletta
oppure arrivare al Grande Fratello, oppure giocare a pallone, insomma, laddove i modelli di società dove sono molto meglio valorizzati, quando non c'è poi tutto questo impegno, e allora è chiaro che un giovane insomma, cerca l'affermazione nell'apparire e non tanto nel fare, perché la società non ti dice, non salvaguarda, non privilegia i beni fondamentali. Come beni fondamentali, vede, noi abbiamo la scuola, l'educazione, abbiamo la salute, ma abbiamo le divise, le forze dell'ordine, ma nel momento in cui vede un carabiniere ti prende 1.600 euro lordi al mese per poi dopo difendere anche la vita di altre persone, rischiare la propria vita, quando un infermiere guadagna 1.500-1.600 euro al mese, non esiste Pasqua, Natale, Epifania, le guardie, le urgenze e tutto il resto, si trova poi dopo con 30-40 letti, 10 che sono contemporaneamente il campanello, e quando arrivi poi dopo al 10° magari ti prendi anche delle parole perché non sei arrivato in tempo. Ecco, quando effettivamente poi le persone che riguardano, che si occupano dei beni fondamentali non sono valorizzati, è chiaro che poi dopo la società si sfalda. Perché non c'è una proporzione, perché si fa confusione poi nella scala dei valori su che cosa è più importante per una persona. Per cui l'educazione poi dopo lo fa proprio lo Stato, perché non privilegia, non dà valore alle cose fondamentali. Le faccio un piccolo esempio. Il pane è ritenuto un bene fondamentale, tanto è vero che la tassa sul pane credo che sia il 4%. Se invece uno vuole andare a comprare il whisky è ritenuto un bene voluttuario, uno può farne anche a meno, e allora la tassa è il 22%. Così anche sul fumo, su altre cose che poi sono anche dannose. Ma perché non si fa la stessa cosa per i beni fondamentali come la salute, per esempio, la scuola, l'istruzione, le forze dell'ordine? Perché lo Stato non investe in queste persone e allora rende più attrattivo il lavoro da fare nelle forze dell'ordine, nella scuola e nella sanità? Perché secondo me c'è proprio la volontà politica di non privilegiare, di costruire un relativismo, di fare in maniera tale di costruire persone sempre più fragili, pensando che si è valorizzati su altri beni che sono voluttuari, diciamo, su altre cose che non sono fondamentali, però quando ti trovi in difficoltà, quando hai bisogno di salute seria, chi trovi poi dopo? Se non valorizzi le persone nel modo giusto. E allora si va nel privato. Ecco, questa è la volontà politica che da anni imperversa in Italia, quello di picconare il sistema pubblico in maniera tale che, nonostante le tasse che noi paghiamo, ecco, la persona poi dopo scelga di andare nel privato. E questa è una vergogna ed è una cosa che noi non dobbiamo e non possiamo assolutamente permettere. Non lo dobbiamo proprio per il sacrificio che hanno fatto i nostri cari, i nostri nonni. Professor Abruzzo, ma lei ha fatto, mi sembra che ci sia stato un tavolo in regione dove ha partecipato anche lei, perché c'erano questi scioperi in atto che dovevano essere fatti. Com'è andata? Ha partecipato? È stato fatto questo tavolo per capire, ecco, qualcosa in più su questa sanità? Guardi, lo sciopero c'è stato, però vedi, in sanità noi i medici, almeno gli infermieri, per quanto possano scioperare, però non mancano i servizi come dire essenziali. Noi non siamo quelle persone che vanno a interrompere, a manifestare sulle autostrade, a fermare i treni, ad andare sui tetti e a fare questo chiasso.
Semplicemente l'unico sciopero che fanno i medici, che non è poi uno sciopero, è quello che se ne vanno via dall'ospedale e vanno a lavorare altrove, e poi dopo tutto quanto si riverbera, ripeto, sulla salute dei cittadini. Il problema fondamentale è proprio questo, vede, non ci sono medici. E cosa ha fatto per esempio l'ORS numero 3 di Venezia? Ha fatto tutta una campagna pubblicitaria per dire: venite a Venezia che magari vi aiutiamo nell'ambulatorio, vi aiutiamo nei parcheggi, ma per carità è un'opera questa meritoria, ma è lo Stato, è la politica che deve muoversi a livello generale. Ma questo tavolo in regione c'è stato o non c'è stato, professore? Guardi, il tavolo regionale in verità non ha portato come dire, grandi note positive, perché come vediamo ancora abbiamo le liste d'attesa, ancora sono interminabili, c'è un grande problema, si sta cercando effettivamente di fare qualcosa, ma se non si valorizza, cioè se non ho i medici, come faccio per curare la gente? Esatto. Capisce che è un grosso problema questo. E allora... Abbiamo Luciano da Verona, se non mi cade la linea, vai Luciano. Buongiorno cara Mirella. Buongiorno. Sono sempre al mondo. Comunque grazie della tua trasmissione Mirella, e il professore, veramente sono parole sacre ciò che dice, parole sacre, perché quando abbiamo dei governi di sinistra e di destra che spendono 10-12 miliardi per i clandestini che non hanno nessun diritto a essere in Italia, questi soldi vanno spesi per la sanità e soprattutto gli anziani, professore. Io ho 80 anni, ma ci sono degli anziani più da 90, quelli che hanno fatto l'Italia, e questi governi dovrebbero pensare prima a coloro che hanno costruito l'Italia, e noi clandestini che non hanno nessun diritto, che sono i primi che vanno all'ospedale, che sono assistiti, eccetera, eccetera. E poi quando si parla così hanno il coraggio ancora certi politici di dire che sono razzisti. Loro sono razzisti contro il popolo italiano, contro la nostra civiltà, contro la nostra religione. È una vergogna. Professore, 10 lode. Ciò che ha detto è Bibbia. Cara Mirella, buona giornata. Grazie Luciano. Grazie, andiamo in pubblicità. Giornata. Grazie, pubblicità. Le cose stanno andando bene, ho sentito alcuni imprenditori, gli hotel sono quasi tutti pieni, ho fatto anche delle ricerche online per vedere se c'era qualche finestra disponibile per prenotare e risulta tutto esaurito. È soddisfatto il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello. Il fine settimana lungo appena trascorso ha visto il tutto esaurito alle terme, con alberghi pieni e turisti per le strade. Molte le iniziative organizzate, come la Castagnata in corso il 30 ottobre e gli spettacoli teatrali a Villa Draghi, trasformata per l'occasione in una casa dei mostri, una Monster House. Il periodo però non è dei migliori. Oltre alle presenze ridotte di turisti russi si aggiunge il caro energia che sta colpendo tutti i comparti. Gli stranieri coprono sempre il 40% delle presenze, il restante 60% sono italiani. C'è da dire un'altra cosa, oltre ad essere penalizzati per il mancato arrivo dei turisti russi, anche se negli ultimi anni con la questione dei passaporti c'erano grosse problematiche, il tema grosso è il rincaro delle bollette, perché noi siamo in presenza di imprenditori stoici che stanno affrontando bollette triplicate e quadruplicate. Siamo in presenza di lavoratori stoici perché nonostante il reddito molto basso continuano ad andare al lavoro, e quindi un apprezzamento va agli imprenditori e ai lavoratori che in un momento di grande crisi, sia per il mancato arrivo dei turisti russi ma soprattutto per il rincaro della vita in generale e delle bollette, stanno comunque affrontando questa situazione tenendo aperte le strutture alberghiere e accogliendo sempre tutti con un sorriso. 2 turisti tedeschi che stavano lasciando Montegrotto in treno diretti all'aeroporto di Venezia sono stati multati dal capotreno perché saliti in anticipo rispetto all'orario indicato sul biglietto acquistato e fatti scendere alla prima stazione, quella di Abano. I 2 hanno detto di essere stati minacciati di chiamare la polizia, di venire denunciati e di ricevere un'altra ammenda per il ritardo del treno se non avessero pagato la multa di 34,65 €.
Eppure il capotreno, giovane e molto aggressivo, hanno detto i due turisti, sapeva che eravamo diretti all'aeroporto Marco Polo e che il prossimo treno sarebbe partito da Abano solo dopo 2 ore. Ad Abano i due hanno trovato a fatica un taxi, altri 14 euro, visto che la stazione aponense è deserta per i pochi treni che vi si fermano. I due sono ripartiti all'orario esatto di nuovo da Terme Euganee, poi però hanno scritto al sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandello, infuriato con Trenitalia. È stato un grave disservizio che danneggia il nostro turismo e la nostra reputazione come comunità e come paese, ha detto il primo cittadino. I controllori applichino le regole cum grano salis. Allora, Sindaco Mortandello, siamo partiti con un servizio del 2022, ma è cambiato poco anche nel 2023, la guerra continua, i russi fanno fatica perché come fanno ad arrivare, c'è il caro energia, poi c'è anche la sicurezza e soprattutto i servizi che diamo al cittadino, perché lei si presenta molto bene, poi trovi questa persona altamente impreparata, arrogante, prepotente. Abbiamo sentito anche una telefonata dal nostro Gianfranco Valeri che è successo anche lui in un treno fatto scendere in malo modo da questo controllore che si pensa, delle volte c'è qualcuno che perché ha un berretto in testa, una divisa, pensa di essere chissà chi, no, perché è vera questa storia qua, invece bisogna tarpare le ali a queste persone che bisogna fargli cambiare il lavoro perché non è il proprio lavoro, siamo stanchi degli arroganti, già è un problema tutti i giorni alzarsi dal mattino e trovare queste persone di un'arroganza incredibile, anche in politica non ne parliamo, andate da assessorati, uffici e poi vedrete se non c'è veramente una barra dritta che è quella che deve tenere il sindaco. Ma il sindaco in questo caso cosa può fare? E come sta andando il turismo e i servizi? Prego, sindaco. Ma allora il sindaco innanzitutto può essere da esempio e poi può fare ben poco quando si hanno delle situazioni del genere se non denunciarle. Nella fattispecie è stato un episodio spiacevole, peraltro non seguito da altri episodi, quindi aver ripreso la situazione forse ha fatto bene. Questo per dire che in una destinazione turistica tutto fa turismo, anche quando il turista entra in un negozio deve essere accolto con un sorriso. Il turista è una persona che passa le sue vacanze e il suo tempo in un determinato posto, genera della ricchezza e quindi bisogna veramente trattarlo come un ospite privilegiato. E se magari non conosce alcune regole bisogna fargliele capire, perché poi si capisce subito se una persona è furba, allora è giusto punirla, ma se una persona in buona fede fa un errore bisogna andarle incontro, a maggior ragione se è un turista, cosa che ad esempio se fosse successa in Germania, in Svizzera, in Austria non credo avrebbero avuto tante dimostrazioni, diciamo, di pazienza nei confronti di turisti italiani, però questo sorvoliamo. Il turismo sta andando bene, nonostante la stagione estiva sia una stagione di bassa frequentazione, gli alberghi stanno lavorando bene. Le bollette sono un po' calate perché insomma lo vediamo tutti che l'effetto della guerra in realtà dal mio punto di vista era semplicemente un effetto speculativo di chi sulla povera gente vuole togliere anche la pelle se potesse. C'è da dire una cosa, siamo di fronte anche a dei grandi investimenti che stanno partendo nel nostro territorio, degli hotel storicamente dismessi sono stati acquisiti e quindi abbiamo molta fiducia nel futuro perché oltre ai classici imprenditori che già conosciamo nel nostro territorio si stanno affacciando delle realtà imprenditoriali che porteranno sicuramente ventate d'aria fresca e altre logiche imprenditoriali che bene faranno a tutta la destinazione Terme Colli Euganei. La situazione è positiva e speriamo continui. Tanti alberghi sono in fase di rinnovo, di rinnovamento. Sappiamo che il mese di luglio è un mese dove si fanno per la maggiore i lavori alle stanze, alle piscine e quindi siamo convinti che da Ferragosto si parta con la stagione autunnale in maniera positiva e che i numeri insomma lo stanno dimostrando. Senta sindaco, io sento delle volte molte perplessità da persone diversamente agili, come li chiamo io, nella difficoltà di trovare alberghi dove loro possono veramente vivere una situazione piacevole. Non tutti sono preparati. Com'è la situazione a Montegrotto Terme con gli alberghi per le fragilità? Allora, intanto bisogna capire di che tipo di fragilità parliamo. Sedie a rotelle. Sedie a rotelle, perché dopo c'è anche il tema delle persone cieche, degli ipovedenti. No, andiamo con le sedie a rotelle. Allora, con chi ha problemi di deambulazione o handicap legati alla scarsa capacità motoria,
Abbiamo fatto un accordo con Ferrovie per rendere la stazione ferroviaria accessibile. Oggi non è assolutamente accessibile e la nostra stazione di Montegrotto Terme è stata inserita tra le 20 che verranno completamente rifatte, addirittura allargando la banchina Avete del capito perché ho terzo fatto la binario. domanda? Cioè non è colpa del sindaco, ma avete capito come siamo messi? Prego, sì, no, perché bisogna anche dirle queste cose, perché ho capito sempre i 5 stelle e i 8 stelle, però ci sono anche questi che hanno tutto il diritto di vivere una vacanza e di farsi veramente delle cure in centri veramente eccezionali, però non siamo ancora all'altezza, manca il treno, manca. Prego, sindaco. Quindi nei prossimi anni potranno scendere comodamente a Montegrotto Terme ed avere tutti. Abbiamo addirittura approvato in giunta il PEBA, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che ricordo è uno strumento di pianificazione urbanistica che sarebbe obbligatorio dal 1986. Noi ci abbiamo messo 3 anni per redigerlo perché fino a prima della nostra amministrazione nessuno si era posto la questione dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Poche settimane fa ho fatto anche una domanda a tutti gli albergatori che ci indichino il numero delle stanze che hanno per l'accessibilità ai portatori di handicap o chi si muove con le sedie e con le carrozzelle, e ho ricevuto dei segnali positivi, nel senso che i nostri alberghi sono per lo più attrezzati, anche se con poche camere, e soprattutto hanno anche l'accesso alla spa e alle piscine sempre più funzionale a chi ha problemi di deambulazione. Questo per dire una cosa, che investire in stanze, ad esempio in camere, accessibili a chi ha problemi di deambulazione non è solo un vantaggio per chi è in carrozzella o per chi ha problemi, ma è un vantaggio anche per il turista normodotato che si trova comunque degli spazi ampi e accessibili. Quindi si vince tutti e mi auguro che i nostri imprenditori investano sempre di più per eliminare tutte le barriere che purtroppo ci sono. Metto anche l'amministrazione comunale, nei prossimi 10 anni abbiamo pianificato degli interventi per andare a ridurre tutte quelle barriere che spesso sono anche di pochi centimetri che impediscono alle persone in carrozzella di poter accedere liberamente a tutti gli spazi del comune. Grazie sindaco, come vedete c'è molta strada da fare, anche gli amministratori stanno cercando di dare risposte ma hanno una coperta corta, adesso arriveranno questi fondi del PNRR che veramente dovrebbero essere anche stati impiegati per il terzo settore, non si riesce a capire cosa vuol dire terzo settore, siamo nella confusione totale, nessuno dice niente, noi cambiamo continuamente nomi, ODV, di tutto e di più, siamo sempre fermi, non cambia niente, però si continua a parlare e non fare. Allora andiamo a vedere i codici bianchi al pronto soccorso. Andiamo a Treviso, poi commentiamo col professor Giampiero Avruscio, presidente Associazione Nazionale Primari Ospedalieri. Nella seconda scaletta. Codici bianchi pronto soccorso. In queste giornate qua, che magari il medico di medicina generale è relativamente, diciamo, meno presente perché gli orari di ambulatorio sono quelli, le persone tendono a, diciamo, venire un po' più in pronto soccorso. Teniamo conto anche del fatto che spesso si tratta di accessi legati a patologie specialistiche. Caccia alle prestazioni specialistiche. Da diverso tempo si sta verificando un fenomeno curioso al pronto soccorso di Treviso che nelle giornate di venerdì e lunedì ormai da mesi supera di gran lunga il numero medio di accessi giornalieri, che è 320. Un dato rilevabile facilmente visto il boom di codici bianchi registrati proprio di venerdì. Se io ho un problema tipicamente specialistico, che ne so, dermatologico, farò prima venire in pronto soccorso che andare al medico di base, che poi magari deve comunque mandarmi dal dermatologo se non è magari in grado di darmi una soluzione, ecco. C'è chi arriva anche per darsi una controllata prima di andare in vacanza. Insomma, il numero dei codici bianchi registrati ultimamente è impressionante, così come conferma il primario Enrico Bernardi il numero di verbali che la polizia compila all'interno del pronto soccorso quando gli animi si scaldano troppo facilmente. Chiaramente chiedo alle persone di avere pazienza, perché noi non è che riusciamo a gestire questo tipo di flussi improvvisamente alti. Tra i consigli del primario agli utenti, soprattutto in questi giorni di caldo torrido, ce n'è uno anche per i motociclisti. Raccomando ai motociclisti di
continuare a tenersi le loro protezioni anche se fa caldo, perché se si cade in moto con la maglietta e i pantaloncini corti si fa un disastro. Quindi se è possibile, quando correte in moto continuate a tenervi le vostre tute da moto, giacca e pantaloni. Ma vi rendete conto? Ma per quanto spieghino, cerchino di capire, perché anche noi ci mettiamo la nostra per far diventare matti sti primari, sti pronti soccorso, sti medici. Prego, professor Avruscio, veramente sono dati che fanno riflettere? Sì, ma purtroppo non sono però dati sconosciuti, questi da anni che questo succede. Allora, io ribadisco un concetto: il pronto soccorso serve per chi è in pericolo di vita. Tutto il resto non è pronto soccorso. Per cui nel momento in cui su 100.000 accessi che si hanno nel pronto soccorso di Padova, soltanto dal 3 al 5% sono codici rossi o simili, allora vuol dire che il pronto soccorso è usato in maniera assolutamente impropria. E questo mette in grandissima difficoltà poi dopo tutta la struttura. E allora la gente deve, perché non puoi utilizzarlo come un ambulatorio. E allora perché succede questo? Perché è fragile, perché non è organizzato il territorio, perché una persona non trova una risposta nel territorio, nonostante tutti gli investimenti che ci sono nel territorio. Perché vede, nel territorio abbiamo i medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali, abbiamo la guardia medica, abbiamo i pediatri di libera scelta, ne abbiamo tante figure professionali, però poi dopo cosa succede? Che arrivi al pronto soccorso, dove ci sono gli unici dipendenti della salute, che sono i medici ospedalieri, che ti devono reggere un carico in cui c'è anche una carenza di organico, tra l'altro, che è impressionante. Allora, cosa succede poi dopo alla fine? Che i medici del pronto soccorso e gli infermieri dell'emergenza si licenziano per andare a lavorare altrove, per andare nel territorio, andare nelle strutture private. Quindi è inutile prendersela a male parole, oppure, come spesso succede anche nei fatti, a essere violenti verso il personale sanitario. Sono eroici ancora a rimanere in queste strutture pubbliche, perché non sono i medici e gli infermieri che organizzano la sanità, sono altri, è la politica, è il governo regionale, è quello nazionale che dice come bisogna organizzarsi, e non tanto gli operatori. Gli operatori sono lì e, come dico sempre, molti sono medici di clausura, arrivano la mattina e non siamo come gli impiegati che arrivano alle 2 e si timbra un cartellino e si va via. No, abbiamo tantissime di quelle ore e ore regalate allo Stato, che non sono assolutamente come dire, valorizzate, che è una cosa impressionante. E quindi bisogna dire grazie a questi operatori che si trovano nella struttura pubblica, ma non bisogna dire grazie a chi organizza questa sanità pubblica. E la gente deve imparare a distinguere. È inutile che te la prendi con l'infermiere perché aspetti ore e ore, perché quanti medici devono starci in un pronto soccorso? Quanti? 100.000? Quanti ce ne devono stare? Ma se non si trovano neanche quando si fanno i concorsi, ormai non ci sono più medici che sono disponibili a lavorare. Ma perché io sfido chiunque ad andare in una sala operatoria, a rischiare la vita del paziente e dei propri pazienti, un infermiere che, ripeto, è valorizzato per come è valorizzato. Ma è chiaro che vanno via tutti quanti e la gente deve svegliarsi. Questa sveglia Veneti mi piace come titolo, perché bisogna che si sveglino, che vadano in piazza, che vogliano una sanità pubblica seria, perché si pagano le tasse. La sanità pubblica non è vero che è gratuita, la paghiamo profumatamente con le nostre tasse, e se lo Stato sperpererebbe di meno, perché insomma ricordiamo che lo sperpero dello Stato supera addirittura la fuga fiscale. Non so se sono abbastanza chiaro su questo. Però, ma bisogna che il problema è più nazionale o regionale, o tutti e due hanno un 50 e 50?
Guardi, allora, intanto i contratti sono a livello nazionale, quindi diciamo, è lo Stato che deve muoversi, perché ancora i contratti dei medici, degli infermieri si regolano a livello nazionale. Poi i fondi vengono dati alle regioni, ma anche la regione però deve stare attenta, perché se penso per esempio a quello che succede a Padova, dove i medici, gli infermieri, il personale di Padova viene pagato meno rispetto a tutti gli altri colleghi, e allora c'entra anche la regione su questo, perché è un elemento in più per far scappare i medici che valgono, i medici e gli infermieri che poi dopo vanno a lavorare in altre parti. Quindi c'è anche una responsabilità regionale, ma la responsabilità principe è a livello statale di tutti i governi, perché tutti i governi hanno tagliato, e laddove l'ospedale deve essere solamente considerato per gli acuti, cioè io ho un problema serio, quindi devo essere ricoverato o devo essere operato e dopo l'intervento devo andare a casa. Cosa succede invece? Che l'ospedale è il centro dell'assistenza per qualsiasi tipo di assistenza, non solo per l'acuto. Ma lei sa quanti pazienti che sono ricoverati in ospedale, negli ospedali del Veneto e anche quindi a Padova, in cui non si possono dimettere per un problema sociale, perché non ci sono le case della salute, non ci sono residenze sanitarie assistite, non ci sono le case di riposo disponibili a prenderle perché non ci sono posti, e allora questi rimangono in ospedale impropriamente, nei letti bis, nei letti ter, e quindi non c'è posto poi dopo per chi deve come dire, sottoporsi a un intervento di tipo acuto. Quindi se non si organizza bene il territorio, che è ancora una fragilità, e allora tutto quanto si riversa su questi ospedali. Ma allora, professor Abruzzo, non è che forse la risposta è semplicissima? Vogliono portare la sanità solo privata, quasi tutta privata, perché non mi si dica che non si sanno queste cose, che non si può migliorare il sistema. Era un sistema che funzionava, i medici di famiglia c'erano, gli studenti che volevano studiare c'erano, dicevano basta studiare medicina, basta tutti i medici. Avete visto come siamo ridotti, ma vi rendete conto? E poi c'è questa querelle. Chi è che deve nominare i direttori generali? Il professor Crisanti ha detto che non è giusto che siano i presidenti delle regioni. Lei da che parte sta, professore? Lei che se ne intende di queste cose? Beh, dobbiamo far parlare anche chi se ne intende? Guardi, io credo che ci vuole perché sanità vuol dire anche politica sanitaria. Quindi io credo che chi governa la sanità e attua un piano socio-sanitario, come succede per tutte le regioni e come succede alla nostra regione, e deve avere anche un indirizzo politico di dove deve andare questa sanità. Quindi è giusto che ci sia un indirizzo politico e che sia il Presidente della Regione e del Governo che fa il piano socio-sanitario a individuare i collaboratori, chi meglio può, sempre facendo riferimento però ai meriti, perché si fa sempre riferimento a un bando, a una graduatoria, a una Sì, ma professore Abruzzo, verrà tolto il socio, rimarrà solo il sanitario, il socio sarà spostato ai comuni. Guardate che c'è veramente un punto di domanda enorme. Questi comuni, questi sindaci che sono con le mani nei capelli, già c'erano prima, pensate adesso. Ecco, cosa dice, professore? Io credo, guardi, lei ha fatto un'affermazione e io purtroppo, insomma, avendo vissuto tantissimi anni nell'ospedale, dove l'ospedale era un punto di attrazione e di riferimento, dove tanti medici dal territorio volevano venire a lavorare in ospedale. Oggi invece è tutto il contrario, i medici all'ospedale vogliono fuggire, vogliono andare a lavorare nel territorio, laddove evidentemente ci sono anche minori rischi clinici, parliamoci chiaramente, perché non è lo stesso fare un intervento chirurgico e rischiare, insomma, il rischio clinico che si ha rispetto ad altri lavori diciamo con meno rischiosi. Oggi succede il contrario. E perché succede il contrario? E perché poi dopo le multinazionali hanno investito moltissimo nell'acquisto di molte strutture private cosiddette convenzionate? Perché il privato, perché la spesa privata dei cittadini sulla sanità cresce?
Evidentemente c'è una volontà che, ripeto, non nasce oggi, nasce dagli anni anche precedenti dei vari governi, eventualmente a fare come sta succedendo in Lombardia. Noi in Lombardia abbiamo dei grandi ospedali che sono assolutamente privati, no? Come c'è anche a Roma, come c'è il Gemelli, che sono privati, però sono anche convenzionati. E allora in questo senso in Veneto ancora non ci sono questi grandissimi ospedali, c'è l'ospedale per esempio di Abano, altre case di cura, però alcuni interventi non sono possibili. Succederà che anche a Padova e in Veneto ci saranno questi ospedali dove si potranno fare anche interventi più complessi e dove anche Treviso, la cittadella della salute, per ricordarlo. Ecco, visto... poi, tra l'altro cosa succede? Che in queste fragilità della sanità pubblica si inseriscono poi dopo molte cooperative che vanno a sopperire quello che è la fragilità del pubblico. Grazie professore, devo salutarla perché ho proprio forato e devo sentire grazie veramente al professor Giampiero Avruscio, presidente Associazione Nazionale Primari Ospedalieri, collegato con noi da Padova. Grazie professore, vorrei sentire anche Riccardo Mortandello, sindaco, perché il secondo mandato centro-sinistra. Ecco, cosa dice centro-sinistra? Perché i temi che ha toccato il professor Avruscio sono temi che lo riguardano solo adesso, in tempi non sospetti che abbiamo iniziato a sentir parlare, ecco, fatevi la doppia pensione, la pensione integrativa, perché non vi basterà, ce l'hanno venduta bene, proprio incartata bene. Prego, sindaco. Allora, la posizione non è né di sindaco né del centro-sinistra, ma è del Partito Socialista di cui io faccio parte. Cosa abbiamo assistito in questi anni? Abbiamo assistito a una completa destrutturazione dello Stato sociale a cui le grandi riforme del centro-sinistra degli anni 60 ci hanno preparato, compresa anche la riforma sanitaria di fine anni 70. Perché dico questo? Perché in tutta Italia e anche nel Veneto stiamo assistendo a una destrutturazione della sanità pubblica per far spazio alla sanità privata. Prima cosa, basta soldi pubblici ai privati, perché se lo Stato deve fare lo Stato, deve finanziare ed essere di supporto alle strutture pubbliche e non a quelle di natura privatistica che stanno prendendo il sopravvento. Poi c'è anche un tema di riorganizzazione del territorio, perché se noi da un punto di vista politico, e mi spiace tanto che non ci sia un vero partito socialista forte in Italia e nel Veneto, riorganizzassimo il territorio, dovremmo adeguarlo ai nuovi bisogni che sono dovuti a delle circostanze che 10, 15, 20 anni fa non c'erano e soprattutto legate all'invecchiamento della popolazione e al riacutizzarsi di patologie croniche. Fra 5 o 10 anni, quando per farci fare un intervento anche di minima dovremmo pagare, ricordiamoci però di chi ha causato questo disastro, perché non ci rendiamo conto che sta esplodendo una bomba sociale che avrà ricadute negative per tutti i cittadini e dopo alla fine, e qui parlo da sindaco, tutti andranno a bussare alla porta del sindaco convinti che il sindaco senza strumenti e senza risorse possa essere di aiuto anche in ambito socio-sanitario. Quindi serve una riflessione della politica e serve evitare la liberalizzazione della sanità, perché deve restare un presidio pubblico finanziato dallo Stato che non deve più finanziare i privati, altrimenti poi non si trovano medici perché dal privato vengono pagati di più, non si trovano posti letto e si assiste a una destrutturazione che genera anche questi casi di persone che rifiutano di curarsi e purtroppo ce ne sono tantissime. Grazie anche al sindaco Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme. Grazie, Mirella, secondo mandato centro-sinistra, socialista. Quello che vuole, io so solo che tutti passano il cerino e chi ci rimette veramente la salute sono i diversamente giovani, i fragili, le persone che si sono fatte un mazzo così lavorando e stanno finendo in un angolo nella solitudine più totale, specialmente se sono anche ammalate. Questa è la verità e questo bisogna dirlo. Grazie, grazie a tutti voi. Pubblicità.
Allora vi presento subito Se altri durante la graditi. pandemia l'industria del gioco d'azzardo era diminuita, con le riaperture è tornata a pieno regime, svelando un nuovo scenario epidemiologico. Il gioco online è più che raddoppiato in 5 anni ed è diffuso prevalentemente fra i giovani under 35 di genere maschile. È quanto è emerso dallo studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con ESPAD nel convegno nazionale sul disturbo da gioco d'azzardo tenuto presso l'ospedale di Castelfranco Veneto. Oggi addirittura si stima una raccolta per gioco online di 70 miliardi, sono gli ultimi dati stimati dal Sole 24 Ore rispetto a questo fenomeno. Nel 2022 si è stimato un aumento del 18% del gioco d'azzardo rispetto al 2021. Veneto e Abruzzo sono le regioni dove abbiamo rilevato un maggior numero di macchinette da gioco pro capite. Parlo di New Slot Machine o di VLT che pro capite sono veramente molto diffuse. I giocatori con profilo di rischio per il disturbo da gioco d'azzardo sono prevalentemente di genere maschile, con un rapporto di 4-1 rispetto alle donne. Molte volte 15-16enne, magari non è molto soddisfatto del rapporto con i propri compagni, con i pari, però è in una buona condizione familiare e non necessariamente brutta nei confronti della scuola, quindi va anche bene a scuola. Ha esperienze di altri comportamenti a rischio come bere molto o fare uso di sostanze illegali. Giovanissimi e con una percezione del gioco completamente errata. Il 40% dei ragazzi ci dice che si può diventare ricchi giocando, ma addirittura molti pensano che conti la bravura nel giocare a gratta e vinci piuttosto che nel giocare alle macchinette da gioco elettronico. Per evitare sorprese, i genitori devono monitorare maggiormente i loro figli. Conoscere con chi sono i ragazzi, con chi passano le serate e conoscere dove spendono il denaro. Allora, prima di presentare gli ospiti graditissimi, abbiamo Paola da Padova. Ciao Paola, veloce per cortesia, vai. Niente, è caduta la linea. Allora presento subito gli ospiti, la dottoressa Daniela Capitanucci, collegata con noi da Santa Margherita Ligure, presidente Azzardo e Nuove Dipendenze. Abbiamo anche da Padova Francesco Vezzù, presidente Associazione Centro Iniziative Nuove. Grazie di essere qui. Allora io partirei proprio con la dottoressa Capitanucci. Cosa sta succedendo, dottoressa? Abbiamo sentito dei numeri impressionanti, ma questi genitori che non ci sono, ecco, perché noi ce la prendiamo con i ragazzi, ma le famiglie dove sono? E là il primo anello, inutile che ce la giriamo e i ragazzi si comportano male, giocano troppo, ne bevono troppo, ma mancano i genitori, la famiglia, il primo anello. Prego, dottoressa Capitanucci. Bravissima, ha proprio messo il dito sulla piaga, perché il ruolo degli adulti è fondamentale rispetto ai comportamenti di gioco d'azzardo. È chiaro che se noi immergiamo l'adolescente, il giovane, in una cultura azzardosa, è evidente che questo diventa un comportamento normalizzato e ce lo dicono i dati della raccolta, che dopo la flessione del Covid sono risaliti l'anno scorso, sono stati quasi 140 miliardi di euro raccolti in gioco d'azzardo. Quindi sono gli adulti che hanno perso il loro ruolo educativo e dunque è quello che va ripreso in mano. Non è facile, non sarà facile, perché abbiamo sentito anche ieri questa ragazzina che grattava, ecco, il muro del Colosseo, che è stata ripresa. I genitori indignati hanno detto: ma cosa sta facendo alla fine? Ma vi rendete conto con che persone dobbiamo poi confrontarci? Ma è quello il grande problema, perché la ragazza sì, ma il genitore che permette tutto, sono tutte bravate, ma sono giovani, ma ho provato anch'io, e dai. L'alcol a fiumi, il fumo a fiumi, la droga a fiumi, la trovano dove vogliono. Ma capite, la paghetta, 10 euro, 8-9 anni, 10 euro, 20 euro. Ma vi rendete conto? Noi dobbiamo parlare a questi, non di quelli che si comportano bene, che sono tanti. Sono questi ragazzi che dobbiamo salvare da queste sgrinfie di genitori che non sanno fare i genitori. Cosa ne pensa Francesco Vezzù?
Ma io intanto vi sto ascoltando, buongiorno intanto a tutti, bentrovati. Sì, anche secondo il mio punto di vista il concetto poi di educare non è soltanto dire delle cose ma è dimostrarle, quindi se poi non c'è la presenza per tutta una serie di situazioni comprensibili dei cambiamenti, ma sono dell'idea che viene meno la comunicazione, l'attenzione in particolar modo e poi magari perché no, insomma ecco l'esempio ad ogni modo è veramente un qualcosa, cioè anche nell'aspetto delle sostanze, ripeto, senza dare colpa ai genitori, però il problema parte spesso e volentieri per un 80% buono nella famiglia. Il problema, non sto parlando di colpe, ma se c'è un problema, non ci sono le attenzioni, non c'è la presenza, tante altre cose, ecco, è logico che si sviluppa. Però, professore, quello che però dispiace, Presidente Vezzù, che è proprio Presidente Centro Iniziative Nuove, un'associazione molto importante, è che non ci siamo proprio, perché poi delegano alla scuola, è la scuola che deve, ma è il professore che deve insegnare, il professore non è né psicologo né psicoterapeuta, fa quello che può fare, questo docente poi che è anche con le spalle al muro, sottopagato come i medici, come gli infermieri, come gli operai, come tutto qua in Italia, poi aumentiamo ecco, questi stipendi e questi numeri che fanno impressione a questi parlamentari, una cosa vergognosa, ma soprattutto quello che mi domando è come frenare se quando questi ragazzi escono trovano di tutto e di più, perché c'è un business sotto che qualcuno non vuol fermare. Il fumo uccide, diceva il professor Tirelli, è aumentato il fumo. E allora cosa si può fare? Ecco, perché voi, dottoressa Capitanucci, ce la state mettendo tutta, date dei numeri, fate capire l'importanza dei numeri. Guardate che siamo in un momento veramente delicato per questi ragazzi, guardate che li stiamo perdendo, o con gli incidenti stradali, o con le droghe, o con i suicidi, ma tanto questi giocano con la morte. E chi se ne frega? Del sesso non sanno niente, io prima ho aperto con la canzone, abbiamo ancora le mamme che si vergognano a parlare di sesso con le figlie, ma ci rendiamo conto che siamo nel 2023 e abbiamo ancora paura di parlare di emozioni con i nostri ragazzi? Prego, dottoressa Capitanucci. E qui è proprio un problema di natura strutturale, perché da un lato la elevatissima offerta disponibile in modo facile, a portata di mano, che sia appunto il gratta e vinci sotto casa, la macchinetta al bar o addirittura il gioco online sul cellulare, è sicuramente un fattore di rischio molto elevato che non si sta contenendo e controllando, ma anzi si sta andando a espandere. L'altra faccenda riguarda proprio questa normalizzazione fatta a cura degli adulti, che evidentemente fa sì che magari è mio papà che gioca alle scommesse sportive, quindi magari quando si guarda lo sport lo si fa persino insieme, anche con dei ragazzi minorenni, oppure la mia mamma che prende i gratta e vinci e magari li grattiamo insieme. Quindi l'esempio, come prima diceva il professore, è fondamentale, perché se io osservo la mia famiglia, le persone a me vicine, gli adulti a me vicini che fanno con nonchalance liberamente un certo comportamento, ecco che io apprendo quel comportamento come un comportamento accettabile, e quindi poi perché qualcuno dovrebbe dirmi che è vietato? Sì, ok, è vietato ai minori il gioco d'azzardo, lo sappiamo, ma come diceva Sabrina Molinaro nel suo intervento del video di prima, i minori giocano tranquillamente, quindi anche il livello di controllo in luoghi di gioco è purtroppo molto basso, ma capirete che cosa vuol dire. Allora quando compie 18 anni è libero di giocare esattamente come giocano gli adulti, quindi andrebbe ripensata tutta la politica sul gioco d'azzardo, che porta impoverimento sia a livello economico ma ancor più a livello culturale, educativo, di obiettivi, perché ricordiamoci che il successo tramite l'azzardo prevede il non uso delle proprie abilità e delle proprie competenze. Questo è tristissimo, pensare a una generazione che fonda il successo sul caso e non sulle proprie abilità e fatiche. Allora sentiamo anche Francesco Vezzù cosa fa questa associazione Centro Iniziative Nuove, prego.
Allora noi intanto siamo nati tanti anni fa, ormai 30 anni fa, e l'associazione si occupa comunque di sostanze stupefacenti legate poi anche a una dipendenza, quindi non solo all'uso o all'abuso, ma un po' più avanti quando c'è la dipendenza. Si cerca di fare appunto la prevenzione, ma anche lì a me questa parola ormai io l'ho già detto nelle precedenti puntate, a me piace più il concetto di promozione, legandomi appunto alla presidente dell'associazione, manca proprio un concetto, ecco, di protagonismo e di presenza o di attenzione. Di conseguenza, come il gioco d'azzardo, che crea poi comunque alla fin fine un'emozione, un pensare, no? E quindi una mentalità di poter fare soldi e quant'altro facilmente. Tra l'altro l'ultima situazione che io ho avuto 2 anni fa, una cosa che mi ha fatto veramente stupire, che pensavo che le sostanze stupefacenti legate all'associazione fossero legate proprio, diremo così, a un abuso, all'iniezione e quant'altro. Bene, e abbiamo avuto in comunità più di un ragazzo che ha dimostrato chiaramente sintomi di astinenza. Io ho detto, ma scusa, fammi capire, cioè sei in comunità perché hai un gioco d'azzardo, cioè si tratta di un periodo finché magari... E lui mi raccontava, astenio, che durante le sedute appunto dove si giocava di colpo in colpo 500 euro, si beveva delle tequila, robe così, e una volta terminata, e non aveva nessun tipo di effetto. Una volta terminato l'ultima giocata, perso e quant'altro, si alzava per andare via e lì crollava appunto. Cioè pensare veramente non solo a una patologia, poi il gioco d'azzardo in questo caso sto parlando, ma portandolo proprio a quello che è la tipologia anche delle sostanze. Crea non solo una questione psicologica, che lo si determina appunto in una patologia, ma anche una condizione fisiologica. Cioè lui mi raccontava delle sintomatologie dettate dall'astinenza, come fosse una sostanza, la diarrea, tutta questa ansia, tutte queste situazioni, il fatto di essere astemio, beveva e non aveva nessun tipo di problema se non quando aveva finito. L'associazione si occupa comunque di accogliere, ascoltare e poi a seconda di quello che è il caso orientare o per un percorso individuale attraverso psicologi, medici e quant'altro, nei casi più estremi attraverso le strutture sanitarie e quindi psichiatria e quant'altro, oppure mi auguro per dei percorsi riabilitativi che non sono di 1 mese, 2, non è un togliersi una camicia e basta, si tratta appunto di coltivare dentro tutta una serie di valori che per tutta una serie di cose non sono stati poi sviluppati. Senta, la domanda seguente è questa, ma è difficile uscire dalla droga, dalle sostanze, dalla tossicodipendenza, non è così semplice, devi avere veramente una forza in te stesso, credere in te stesso, prima di tutto devi arrivare a questo, sei tu che decidi se finire con la tossicodipendenza o continuare, non è così facile, specialmente quando hai anni e anni di tossicodipendenza. Io ho avuto una mamma qui, dottor Vezzù, che veramente era sconfortata, a 42 anni il figlio sembra che dia qualche segnale, ma stiamo parlando di ragazzi che hanno iniziato a 15 anni, a 16 anni. Prego, Vezzù. L'ha detto, insomma, è veramente difficile e soprattutto la si prende un po' come gioco senza sapere che poi sarà lei che si prenderà gioco. Quindi si esce innanzitutto, io dico appunto purtroppo nel momento in cui si è fatto le 3 fasi, spesso e volentieri, come tutte le cose ci si innamora, quindi anche della droga, perché le prime volte è quella sensazione così diremo illusoria di piacere, di disinibizione, di iperpotenza, insomma è una cosa un po' anche difficile descrivere quello che avviene poi all'interno della propria mentalità o del proprio corpo. Poi certo ti rendi conto che, io dico sempre questo, ho iniziato a drogarmi perché stavo bene, ok, sentirmi, che ne so, diremo così, divertirmi e soprattutto mi dava il senso della libertà. Ho dovuto continuare a farlo per non star male. Ecco, qui c'è già un gioco che uno dovrebbe comprendere, un gioco di parole. Cioè inizia a drogarti pensando di star bene e poi dovrai continuare a farlo per non star male. Questo potrebbe essere già un quadro dove racchiude un po' una motivazione molto profonda. Se ne viene fuori comunque difficilmente da soli, difficilmente con la famiglia, ma non perché non siano in grado, perché poi le famiglie, anche lì, bisognerebbe poi andare a fare tutta una serie di analisi, quanto sono state attente, quanto si stanno vergognando, perché poi il problema della droga ormai è anche una vergogna con se stesso, sembra un fallimento personale a livello familiare, ok? E dopo effettivamente insomma, ecco, intraprendere un percorso dove attraverso sempre la parola meravigliosa, esempio, condivisione, soprattutto esperienza e conoscenza, uno attui una decisione, non una scelta, perché si può scegliere di non fare più uso di droga, però magari non si cresce come persona.
e invece il concetto non è solo smettere di drogarsi, ma è crescere come uomo, insomma, come donna, ecco. E lì purtroppo, come tutte le cose, ci sono i pro e i contro nella vita, le difficoltà, le problematiche, l'insicurezza acquisita da genitori che cercano di darti tutto quello che non hanno avuto e tante altre cose che si potrebbe parlare per delle mezz'ore, Mirella. Allora andiamo a vedere anche questo servizio dove veramente ci si può divertire, questi giovani che sono bellissimi. Guardate che abbiamo dei giovani meravigliosi, non guardiamo sempre il lato negativo, guardiamo anche quello positivo e ci si può divertire anche in forme diverse. Andiamo a vedere questo servizio Irigem a Jesolo. Il fascino di un'atmosfera unica sulla spiaggia, sotto le stelle, il coinvolgimento di artisti e del mondo della moda, ma soprattutto a rendere speciale la notte di Speranza a Jesolo è stato lo spirito con cui si è svolto l'evento, e cioè il desiderio di fare del bene. Un'iniziativa andata in scena venerdì sera, organizzata da Cristina e Riccardo con il patrocinio del comune di Jesolo e la collaborazione del gruppo missionario Bedanda Onlus e dello stabilimento ospitante la serata, a cui hanno preso parte anche ragazze e docenti dell'indirizzo di estetica e acconciatura di Irigem, l'ente di formazione professionale con sedi a Bassano e Rosà. Un tassello in più che si aggiunge al grande mosaico della solidarietà che ritrae da anni Irigem, gli alunni, il corpo docenti impegnati su tematiche e iniziative sociali, mettendo a disposizione, come in questo caso, la loro creatività e le competenze acquisite, truccando le modelle e portando in passerella nuove sfumature di bellezza. Il ricavato della serata è stato devoluto alla Fondazione Città della Speranza, il cui principale obiettivo è sostenere la ricerca e le cure in ambito pediatrico, con particolare attenzione all'oncoematologia. Una notte di speranza che è stata un successo e al tempo stesso il modo migliore per dare speranza ai nuovi giorni. Ecco, allora io direi, dottoressa Capitanucci, quello che abbiamo visto è molto importante: famiglia, ragazzi, studenti, scuola, docenti, una cosa bellissima. Ecco la rete famosa, c'è tutto per un divertimento sano ed è un divertimento dove i ragazzi puntano molto, che è la bellezza estetica, l'apparire. Ecco, è un gioco d'azzardo, chi appare di più, chi è più bello, più tosto, più bullo, è un apparire, però puoi apparire anche in maniera costruttiva se sei seguito dai tuoi docenti, dalla famiglia, allora cresci bene. Ecco, è un azzardo anche crescere in certe famiglie o nella scuola. Prego, dottoressa Capitanucci. Ecco, questo mi dà l'occasione per dire che pensando ai ragazzi che hanno dei problemi con il gioco d'azzardo, non dobbiamo pensare soltanto ai ragazzini che giocano d'azzardo, ma anche a quella amplissima popolazione purtroppo che ha dei giocatori in famiglia, che può essere il papà, può essere la mamma, possono essere entrambi i genitori. Ecco, veramente questi ragazzi sono in una zona d'ombra dove la loro sofferenza non viene vista da nessuno, ma vivere in una famiglia dove c'è un problema di gioco d'azzardo importante da parte di un adulto comporta sofferenza, timori, difficoltà, chiusura. Quindi non soltanto il gioco d'azzardo, come dire, sociale, comporta delle problematiche al ragazzino adulto come modellamento del suo, la ragazzino adolescente come modellamento dei suoi comportamenti, ma anche il gioco d'azzardo patologico lo ostacola nella sua crescita, perché banalmente si sentirà in difetto, non potrà partecipare alle gite, non potrà fare sport, perché in casa sua mancano soldi e attenzioni ai suoi bisogni e alle sue necessità
università, proprio perché c'è un problema che travolge anche il ragazzino, come tutti i familiari del resto, ma i minori sono ovviamente l'anello più debole della catena. Noi abbiamo avuto dei giovani purtroppo che non potevano mangiare, cioè il frigorifero era vuoto, che venivano sfrattati perché l'affitto non veniva più pagato, per cui delle situazioni di cui di norma questi ragazzi non parlano con nessuno perché provano estrema vergogna e quindi c'è un sommerso amplissimo di cui bisognerebbe occuparsi. Andiamo a vedere allora questo servizio tossicodipendenze CEIS. Andiamo a Treviso. Con 174 persone accolte nelle proprie strutture, 10 nuove assunzioni solo nel 2022 e centinaia di programmi conclusi sul territorio e nelle scuole, la cooperativa sociale CEIS Treviso festeggia i 40 anni al fianco dei più fragili con dipendenze da alcol, tabacco e droghe e con difficoltà di salute mentale. Oggi la grande sfida sono i ragazzi che sempre più giovani finiscono nel buco nero delle dipendenze, alcol e tabacco soprattutto, ma anche le droghe illegali. Registriamo sia noi sia a livello nazionale un abuso da parte dei giovanissimi di alcol e di tabacco. Per quanto invece riguarda le sostanze illegali, hashish eccetera, c'è una fetta un po' minore, quindi la preoccupazione verso il mondo giovanile è quella di fare delle attività di prevenzione soprattutto rispetto all'uso dell'alcol e del tabacco. Hanno bisogno di essere accompagnati per una parte della loro vita per cercare di riprendere la propria vita. Fondamentale la prevenzione con gli interventi nelle scuole per dare informazioni corrette. CEIS gestisce 6 sedi con 74 posti per gli ospiti e 68 professionisti assunti tra Treviso, Mogliano, Cessalto e Preganziol. La prossima sfida con ULS 2 e il SERD di Treviso è un centro diurno. L'esigenza di aprire un centro diurno per i giovani e per quanto riguarda invece i pazienti ricorrenti, quindi un intervento diurno rispetto invece alle 6 case residenziali che già oggi abbiamo nel nostro territorio. Oggi e per il futuro prossimo la priorità sono i giovani che non riescono a darsi un limite e diventano dipendenti, ma anche i più anziani che corrono seri pericoli per la salute. Contemporaneamente ci sono persone che invece dal lungo corso hanno nella propria vita la dipendenza da sostanze o da alcol e quindi hanno bisogno di un supporto diverso dai ragazzi giovani. Tra gli ospiti anche 28 condannati a misure alternative al carcere, in affidamento, messa alla prova, con obbligo di dimora, essenziale in tutti questi casi la professionalità degli operatori. Allora Vezzo, la professionalità degli operatori, però devi anche essere fortunata a imbatterti nella comunità giusta, che non ti ghettizzi, che ascolti, che faccia vivere questo ragazzo, perché uno può anche sbagliare, ma bisogna dare anche la possibilità a questo ragazzo di riprendere in mano la vita con degli esempi concreti, ma soprattutto io sento parlare poco di inclusività. Ecco, li mettiamo nelle comunità, poi sappiamo quante poche sono rispetto alla domanda che c'è, perché purtroppo c'è una domanda incredibile, e anche là se sei fortunato a entrare, ma la comunità giusta con persone preparate e competenti. Non sempre è così, questo lo posso dire, e purtroppo mi dispiace molto che stiamo parlando di fragilità. Ecco, queste comunità dovrebbero avere il fior delle competenze, perché è un percorso delicatissimo. Prego, Vezzu. Sì, ma adesso senza fare nomi mi ricordo che in un dibattito un primario di un'istituzione insomma disse: ma sai, io sono dell'idea che ma lui ha usato il termine curare, quindi torniamo al concetto dei pazienti. Per me il tossicodipendente non è un malato, non toglie il fatto che drogandosi sia mali, questo è un altro discorso, però già trattarlo così mi sembra, insomma. Allora dicevo, no, ma per aiutare i tossicodipendenti bisogna essere laureati, diplomati, perché bisogna avere una certa formazione. Io lì poi dopo ho detto sì, io non metto in dubbio questo, anzi io purtroppo provengo da una mia stessa esperienza e chi mi ha aiutato non è stato altro che un ragazzo che è entrato prima di me, non voleva dire che fosse più giovane o più vecchio, ok, ma che aveva comunque una conoscenza e un'acquisizione, un'inclusione appunto di quei principi, di quelle regole che magari fuori non c'erano. Okay. Io gli dissi, ma la parola formazione è fatta di 2 parole, forma e azione.
Se diamo soltanto la gran teoria, la grande conoscenza e non c'è un'azione pratica, e qui torniamo appunto alla domanda forse provocatoria che condivido, Mirella, che come tanti lavori ci sono persone che lo fanno per il loro stipendio, quindi si fa, ok, o ci si fa pagare per quello che si fa, non per quello che si è. È questo il fatto, che a volte mischiamo un po' questi settori. Cioè, io dicevo, un po' includere queste situazioni, no? Andare a prendere quelle persone non che hanno fatto un percorso comunitario, dopo 6 mesi sono fuori, sono già diventati, non so, ecco, i poeti o chi lo sa, insomma, ecco, i profeti forse. Ecco, no, ci vogliono 4-5 anni di inserimento, quindi questo è importante. Altro aspetto delle comunità, detto molto bene, ci sono comunità di tipo A, di tipo B, di tipo C. Adesso non sto lì a fare la selezione, perché ci sono casi dove effettivamente il tossicodipendente dimostra per tutta una serie di cose nell'essere resistente o nell'aver acquisito delle condizioni comportamentali, diremmo così, irreversibili, allora posso concepire tutto. Però quello che mi dispiace e mi amareggia molto è che quando si parla di droga, essa diventa sempre soltanto quasi un problema farmacologico, terapeutico, e invece magari è come dire così, è un insieme di problematiche acquisite, andando a lavorare con psicologi, con operatori, ma soprattutto con persone che hanno attraversato le esperienze, che gli possono raccontare che quel tipo di emozioni illusorie le può trovare in qualsiasi parte della vita, in qualsiasi azione della vita. Ecco che allora magari può cominciare un po' a creare dei confronti, ma se uno va lì perché ha un problema di tossicodipendenza e ne esce spesso e volentieri con un'alternativa legata a una farmacologia, adesso io qua non voglio riaprire i dibattiti, sono sicuro dell'idea che sicuramente ne salviamo un 20%, ma un 60-70% nel percorso degli anni per me inizia ad avere non solo il problema della dipendenza, ma una vera e propria condanna. La ringrazio di aver detto questo perché sono perfettamente d'accordo con lei, non stiamo facendo abbastanza, li stiamo ancora ghettizzando. Se non hai la fortuna di entrare nella comunità di serie A vorrei capire anche quali sono e quanti sono, perché nessuno ci dice mai niente, e quando li vediamo raramente passare ecco là i drogai, perché così vengono chiamati, perché li hanno esclusi dalla società. Allora noi chiamiamo così i drogati, chiamiamo mongoloidi, diversamente abili, disabili, handicappati, invece di chiamarli per nome, perché ci hanno abituato a ghettizzarli, a non vederli, a non includerli, e noi non riusciamo a chiamarli per nome. Ecco, appunto, da mongoloide lo chiamiamo disabile, pensa te che passi avanti abbiamo fatto invece di chiamarlo per nome. Ecco, se questa è la cultura che sta venendo avanti, pensi, Vezzu, e lo dico anche a Daniela, alla dottoressa Daniela Capitanucci, io ho avuto un ragazzo della consulta provinciale di Treviso, il top dei top, quando gli ho chiesto cosa sono i CEOD, indovinate cosa mi ha risposto? Ricoveri per anziani. Cioè, vi rendete conto quanto lontani siamo ancora nell'inclusione? Prego, dottoressa Capitanucci. Allora sì, io concordo sul fatto che restringere a un'etichetta sia problematico, perché non ci consente di cogliere l'unicità della persona. Quindi anche ascoltando il contributo di Vezzu prima pensavo proprio questo, cioè è importante cogliere l'unicità di quella persona che è di fronte, perché al di là del consumo problematico che può aver messo in campo, e appunto parliamo del gioco d'azzardo, poi ci sono tutta una serie di specificità, com'è la sua personalità, com'è la sua storia di vita, come sono le sue relazioni con i familiari. Quindi credo che più noi andiamo a comprendere chi è questa persona e quali sono i suoi bisogni e che cosa c'è a monte del suo consumo che è diventato eccessivo e poi problematico e poi patologico nel tempo, e più magari in un gruppo composito di operatori e non operatori siamo in grado di dare delle risposte. In questo credo che la dipendenza dal gioco d'azzardo sia molto occupato di dipendenza da sostanze, perché
non essendoci la sostanza d'abuso e non essendoci il farmaco, ha costretto a ripensare alcune parti del trattamento e dell'aiuto di queste persone che manifestano questi sintomi. Quindi credo che sia stato utile anche per rivedere, no, il trattamento del disturbo della sostanza. Abbiamo Marianna da Vicenza, vai Marianna. Carissima Mirella, buongiorno. Buongiorno. Un abbraccio. Volevo solo essere pienamente d'accordo con la dottoressa, nel senso che per me... Pronto? Volevo solo dire questo, per me la dipendenza in qualsiasi cosa è una malattia dell'anima, è un'autodistruzione, è la mancanza di... Non scatta la molla interna, ne so qualcosa anch'io. E il pensare di trovare persone adatte a ricostruire un'anima, una personalità, per me, non lo so, ci vuole un genio, una famosa Madre Teresa di Calcutta, come abbiamo già accennato in passato io e la Mirella. Gli specialisti, se non hanno l'anima loro e la sensibilità, servono poco, perché quando uno è giù, altro che la gru a ritirarlo. Basta, vi saluto e vi ringrazio. Ciao Marianna, ho capito chi sei adesso, ho capito, ti ringrazio della telefonata, perché è vero quello che dice Marianna e quello che dice la dottoressa Capitanucci, ma anche il presidente Vezzò. Il problema è che non si fa questo. Io porto un esempio. Io sono a Villa Margherita, questa è una delle più belle ville di Treviso, che ringrazierò sempre il sindaco Conte per avermela concessa, dove ho tutte le fragilità. Tra tante fragilità ogni tanto passano quelle vere, quelle che ne abbiamo parlato. E qualche volta entravano a Villa Margherita, dove c'è una persona diversamente agile, che è Fulvio Marotto, che fa parte dei veneti schiacciati dalla crisi del direttivo, il quale è stato colpito come Bebe Vio, perciò senza gambe, senza mani, senza naso. E quando questi ragazzi l'hanno visto non volevano più andare via. E specialmente uno ha detto: ho imparato più guardando Fulvio, che fa tutto, si muove, pattina, mi ha detto che scia, ha vita senza mani, delle vite piccolissime, che forse rifletterò veramente questa sera chi sono io e dove voglio arrivare. Allora non c'erano specialisti, c'era la figura di questo giovane uomo, giovane così e così, ma che ha fatto capire a questi ragazzi che la vita è una cosa bellissima. Lui ha provato a perdere le gambe, a perdere le mani, diceva: tagliatemele, io voglio vivere, tagliatemi tutto ma lasciatemi vivere. Ecco, queste sono lezioni, come ha detto la dottoressa e anche Vezzù, che hanno bisogno di varie figure. E questa si chiama inclusione, o sbaglio, dottoressa? Poi sentiamo anche Vezzù. È proprio così, non si può standardizzare, io credo. È importante consentire qualsiasi risorsa che possa essere di aiuto a stare meglio, a partire dai bisogni della persona, che sono tutti diversi, perché è vero, abbiamo dei bisogni in comune, ma anche delle cose che sono specifiche di ciascuno di noi. Importante, su questo sono d'accordo, suscitare una motivazione al cambiamento, questo sì, perché è chiaro che per taluni la dipendenza, quando non era ancora tale, era una sorta di autocura, quindi è importante avere in mente anche una funzione positiva, no? Della ricerca di alcune emozioni, di alcune sensazioni. Peccato che poi l'autocura diventa veleno. Ecco, è su questo passaggio che noi possiamo andare a lavorare, perché il bisogno che ha suscitato i primi consumi probabilmente è un bisogno reale a cui bisogna dare una risposta diversa, che sia meno letale di quella che poi finisce per essere quella che conduce alla dipendenza, che è tutt'altro che benessere, tutt'altro che libertà. Allora, sentiamo anche il dottor Vezzù. Dottore, cosa dice lei? Ma io non credo che sia il caso di aggiungere
tanto. Sì, aggiungerei che oltre che il bisogno su certe figure, su certe situazioni, in questo caso nel mondo poi del disagio e quindi dell'uso delle sostanze o eventualmente alternative dove si trovano poi come il gioco, il sesso e via di seguito, internet, ecco, credo che sia anche un concetto di vuoto, quindi queste persone sono cresciute, io parlo per la mia esperienza, non vuote, però con delle condizioni dove effettivamente non c'era un riscontro, non c'erano dei esempi che trascinano, mancava una propria identità, ok? E nelle sostanze hanno trovato parte di una concelebrazione o di un'emozione, insomma, ecco, quindi assolutamente sono sì, d'accordo, insomma, ecco, poi valutare la tipologia della sostanza è legata anche all'attitudine poi comportamentale, ok? Uno dice, ma allora perché invece che andare a giocare, spendersi, non so, 1.000 euro al mese, poteva andarsi a drogare, ok? Lì ci sono tutta una serie di fattori, ma la mia paura è sempre quella, si va a puntare il gioco, quindi il gratta e vinci, quindi la macchinetta, o la siringa o l'hashish e le cartine, quindi parliamo diremo così, degli effetti, delle conseguenze, ok? Ecco, difficilmente puntiamo e soprattutto dovremmo andare un po' più sotto su quello che è effettivamente proprio la motivazione, come parlava, e quindi che la causa, ok? Ed è una cosa bellissima, perché poi quando si va a scoprire determinate cause, quindi permettendo alla persona di riconoscersi, ma diventa straordinario poi vedere il percorso che fa, ma bisogna mettere in chiaro una cosa, sino a che la persona è dedita al gioco o all'uso delle sostanze, io credo che è difficile. Ecco perché per me l'ambiente comunitario isola da un lato, e quindi andiamo poi in contrasto con la parola bellissima che hai detto, Mirella, no, perché è importante proteggere per non distrarre, per incentrare la persona invece su quello che è innanzitutto un ascolto, una riconoscenza di se stesso, e poi dopo, perché no, la famosa decisione che costerà impegno. Uno dice lavoro e sacrificio, io le sostituisco sempre queste due parole, ok? Decisione e volontà, ok? Mentre invece spesso e volentieri manca un concetto, proprio come hai detto tu all'inizio, Mirella, il credo. Si crede in quello che ci viene detto, si crede in quello che sentiamo, ma non ci abituano e non cerchiamo di capire che cosa significa credere in se stessi, che è la cosa più potente che ci possa essere, insomma. Certo che a pensare male ci si fa peccato, anche a volte ci si azzecca, come diceva qualcuno, perché hanno chiuso i casinò perché facevano male, erano veramente violenti per qualcuno, così si diceva, e poi ne hanno aperto una montagna di piccoli casinò, che sono le tabaccherie, che sono le sale giochi, che sono... Avete capito che c'è sempre qualcosa, è come la sanità, dal pubblico stiamo andando al privato, e così il gioco d'azzardo, chiudiamo i casinò ma ne apriamo 200.000 foreggiati dallo Stato. Basta vedere i gratta e vinci che vedi, e questi ragazzini, la curiosità, la voglia, trovano sempre i 5-10 euro, si inizia così come la canna, tanto cosa fa lo spinello, ma scherziamo, e si prova, l'ho provato anch'io senza pensare alle conseguenze che ha detto giustamente Francesco Vezzù. Allora andiamo a vedere a Padova questo centro dipendenze gioco d'azzardo e poi lo commentiamo con la dottoressa Capitanucci. Taglio del nastro del nuovo centro digitale LOL Lab on Life dell'ULSS Euganea, un laboratorio per educare all'uso responsabile dei nuovi media e della realtà virtuale. Nasce all'interno di un progetto sul tema del gioco d'azzardo, ma in realtà il centro educativo digitale parlerà anche di gioco d'azzardo alle fasce più giovani della popolazione, quindi adolescenti, ragazzi che frequentano inizialmente, abbiamo pensato come target la quarta superiore, ma piano piano ci porteremo anche alle scuole medie e alla popolazione generale, ma con l'idea di lavorare in un'ottica di prevenzione e quindi lavorare con ragazzi che non presentano particolari problematiche, ma devono essere aiutati solo a comprendere meglio tutta la tematica del digitale e quindi essere in qualche modo accompagnati a conoscere anche le dinamiche di inganno spesso che ci sono nel tema del gaming e dell'utilizzo dei videogiochi. 3 stanze in cui sperimentare e riflettere sui possibili rischi e le possibili dipendenze che le nuove tecnologie possono portare. Non vogliamo demonizzare questi strumenti assolutamente, solo che quando li usiamo dobbiamo essere consapevoli, noi adulti come i nostri figli. La nuova struttura è pensata per un'esperienza di 4 ore dedicata per ora
agli studenti delle classi quarte e delle superiori per prevenire l'insorgere di ludopatie. Stime dell'azienda sanitaria Euganea parlano di 8.000 persone in tutta la provincia che ne soffrono e che non emergono per paura e vergogna. Occorre appunto prevenirli, servono ovviamente operatori, tecnici che sappiano cogliere questo. Non sono solamente i tecnici e gli operatori che lavorano per esempio in questo centro, ma ci deve essere dopo una consapevolezza diffusa, una contaminazione comunque in molti ambienti di vita, sto pensando in particolar modo alla scuola, per far sì che tutti abbiano quegli elementi, quella sensibilità di saper cogliere la fragilità e di conseguenza poi anche indirizzare, sostenere il ragazzo, in questo caso appunto in un rafforzamento dei propri percorsi di vita, in un certo senso creare degli anticorpi psicologici. Allora, dottoressa Daniela Capitanucci, io continuo a sentire parole, sensibilità, ma alla fine il fare non arriva. Qui abbiamo bisogno del fare. Per aiutare questi ragazzi bisogna fare, bisogna dare delle opportunità, che può essere anche il lavoro, può essere lo sport, tante cose, la lettura, la musica. Però io vedo che fanno dei lavori bellissimi, ma se li fanno e se la godono, nessuno li vede mai. Sempre solo gli addetti ai lavori, si dice di portargli una burocrazia incredibile. Ecco, è sempre un gioco d'azzardo, anche per noi che vogliamo aiutare. Non si sa mai come va a finire questo gioco d'azzardo e come commenta il servizio. Prego, dottoressa Capitanucci. Grazie per averlo illustrato, perché mi dà l'occasione di dire un paio di cose. La prima è che evidentemente si tratta di un servizio sperimentale. La seconda è che come dire, ne potranno usufruire probabilmente soltanto un numero limitato di persone, li dicevano le quarte superiori. C'ha un suo perché e ha un senso, perché, e ci siamo dimenticati di dirlo, buona parte dei giochi d'azzardo elettronici tipo le macchinette, ma non solo, e anche molti videogame sono progettati per costruire dipendenza e questa cosa bisogna che ce la ricordiamo, nel senso che dare dei riscontri con delle vincite e delle perdite, consentire di acquistare quelle che si chiamano le loot boxes, dove io facendo un videogioco e spendendo del denaro prendo qualcosa ma non so cosa vado a prendere, ecco, sono proprio degli elementi costitutivi strutturali che cognitivamente modificano la mia esperienza di gioco. La psicologia viene utilizzata non per supportare uno sviluppo e una crescita sana, bensì per ingabbiare le persone e avvicendarle in una dipendenza, cioè una dipendenza che può essere costruita a tavolino attraverso questi rinforzi positivi o negativi. Come dire, l'industria dei videogame e dei giochi d'azzardo fa leva proprio sugli studi dei comportamentisti come Skinner piuttosto che Pavlov, che avevano organizzato degli esperimenti per fare imparare dei comportamenti a dei primati piuttosto che a dei cani, piuttosto che a dei piccioni. Ecco, cosa fa l'industria del videogame o dei giochi d'azzardo? Utilizza quelli che erano stati degli schemi studiati per far imparare delle cose positive, degli apprendimenti, per fare apprendere e quindi rendere dipendenti le persone nei giochi d'azzardo, per farle continuare a giocare sia nei giochi d'azzardo ma anche nei videogame. Quindi credo che questo progetto si appoggi a questa linea teorica. È ovvio che non può essere l'unica cosa da farsi, però per questo tipo di obiettivo potrebbe essere interessante andare a vedere poi come finisce e monitorare cosa succede a chi ha potuto beneficiare di questo tipo di intervento, perché se io so riconoscere dov'è il buco per strada, forse riesco a non caderci dentro. Se invece io non so che quello lì è un buco, magari ci finisco dentro più facilmente. La faccenda della prevenzione è veramente molto molto complessa.
È vero quello che dice dottoressa Capitanucci, però i genitori non capiscono, anche i genitori molto giovani, hanno questi bambini a 4 anni, danno questo cellulare, iniziano a giocare a 4-5 anni, ecco, già crescono con questo gioco d'azzardo, perché per loro è un azzardo, ma possibile che non riescono a capire che non si possono dare i telefonini ai bambini, ecco, ma veramente avanti con l'età e soprattutto seguirli. Ma mio figlio è nella poltrona col suo cellulare tranquillo e beato, ma tu sai cosa sta facendo con quel cellulare in quel momento? Dov'è? È proprio questo, Mirella, è proprio questo, cioè la formazione, la prevenzione, la sensibilizzazione dovrebbe cominciare prestissimo e non sui ragazzi, ma sui genitori. Fin da quando questi bimbi hanno 3-4 anni, lì bisognerebbe fare i gruppi genitori proprio su quelle cose lì che stiamo dicendo. Però non si fa neppure questo, hanno tolto anche i consultori, ecco, chi ha la fortuna di avere un consultorio è fortunato, pensi lei come stiamo andando, invece di andare avanti torniamo indietro. Allora io adesso andrei a vedere anche questo breve servizio molto importante però, perché fa capire cosa si fa pur di avere la droga, breve sesso in cambio di droga, andiamo a vedere. Sesso in cambio di una dose di cocaina, la disperazione della dipendenza che porta ad annullarsi pur di soddisfare il bisogno di droga. La ragazza di 23 anni lunedì è arrivata dalla Bassa Padovana al Tempio della Pace, poco lontano dalla stazione di Padova. Qui ha incontrato lo spacciatore, un 34enne nigeriano. I due si sono allontanati e si sono nascosti in un pertugio poco lontano dalla chiesa, dove si è consumato il rapporto, pagamento in natura per 1 grammo di cocaina. Ma questa volta per il pusher sono scattate le manette perché è stato scoperto dagli agenti della squadra mobile in borghese impegnati in un servizio antidroga che hanno visto tutta la scena. La ragazza è stata multata in quanto assuntrice. Ieri lo straniero ha patteggiato 3 anni per spaccio aggravato dal fatto di voler prestazioni sessuali da una persona tossicodipendente. Lo spacciatore tuttavia è stato scarcerato, ma per lui è stato disposto il divieto di dimora in Veneto. Il corpo non ha più valore, mi vendo il corpo, è mio, faccio quello che voglio pur di avere 1 grammo di droga. Dottor Vezzù, ecco, io purtroppo ho assistito a queste immagini terribili, anch'io ho visto un ragazzo che vendeva il suo corpo a un uomo pur di avere questa droga. Ecco, si arriva quando a questo? Ecco, e perché si arriva addirittura a vendere il tuo corpo, il tuo io? Prego. Ma ecco, è un percorso, non è che appunto, insomma, quindi è un po' importante e profondo poi questo percorso per arrivare appunto alla mancanza della propria dignità. Dall'altro lato, torniamo sempre al concetto di prima, non c'è una condizione di valore acquisito, molto probabilmente, ripeto, per delle problematiche anche familiari, ok? Detto questo, perché poi insomma cocaina, voglio dire, la si vede una persona quanto con l'eroina, la modifica, se non in un giorno, ma comunque anche in un mese. Non c'è bisogno di 1 anno per accorgersi che un figlio si droga. Se si è attenti, se si comunica, se si dialoga con lui, non se lo si interroga, dove sei stato, cosa hai fatto, dovevi venire, ecco, queste solite condizioni. E soprattutto se si fa una domanda, oltre che avere osservato prima bene i suoi comportamenti giorno dopo giorno, lo si ascolta. Dai, sbrigati perché poi devo andare, ecco, quindi a volte è questo il concetto che non torna. La dignità lì, purtroppo, come le ripeto, nel momento in cui sei dipendente dalla sostanza, non è che ne fai uso e hai ancora una condizione di controllo. Lì io non mi sento assolutamente di condannarli perché, ripeto, io per fortuna, non sono una donna, magari avrei potuto farlo anch'io, però ho fatto, sì, anche lì non avevo quella grande situazione di coraggio, cioè non ho mai preso una pistola, non ho mai spacciato, però qualche bicicletta l'ho rubata e quindi capivo che era comunque una condizione illegale. Lì dipende anche proprio da un fattore, poi diremo così, un contesto familiare dove sei cresciuto, fino a che punto sei arrivato poi anche all'uso della sostanza, ok? Certo che con il tempo, e qui torniamo al concetto che sono pienamente d'accordo con tutto quello che è un piano sanitario, c'è una situazione di stabilizzare la persona, disintossicarla e dopo però mettergli a disposizione delle realtà, chiamiamole protette per un periodo, dove possa, come dire così, ecco, riacquisire con impegno, con interesse, cioè
fargli capire che cosa c'è in mezzo tra il suo io e il suo essere, che non può esserci una droga che diventa ripetitiva, che è semplicemente un'illusione che poi ti creerà la famosa delusione della disperazione e quindi di non aver più bisogno di nessun altro. Ecco, è come dire, sì, la dignità poi in quel momento lì, voglio dire, dai, ma sì, lo faccio oggi, domani non mi interessa, non hai un modo, direi così, quasi normale di ragionare. Va effettivamente, ma non perché i neuroni, i recettori, le sinapsi, è proprio una questione, come si diceva all'inizio, di un comportamento di frequenza. Cioè, se noi siamo la media delle 5 persone che più frequentiamo, andare in piazza, andare nei soliti bar o andare nelle sale slot machine, è logico che poi si acquisisce anche un comportamento mentale più che comportamentale successivamente, insomma, ecco. Come ci saluta, Presidente Vezzù? Ma come ci si saluta? Intanto grazie Mirella sempre per queste opportunità, mi ha fatto piacere conoscere anche la signora, la Presidentessa, che insomma voglio dire siamo qua nel campo volontariamente nel dare gratuitamente quelle che possono essere delle informazioni, perché a volte, come ha detto benissimo la signora, se si sa che cosa può volere una persona e tu conosci, allora magari gli puoi dare o gli puoi dire. Magari sarebbe meglio ancora, ecco, dimostrare, perché allora l'esempio trascina, che diremo così la droga non solo fa male, ma non uccide solo quello che è il corpo, come ha detto la signora, uccide l'anima e tante altre cose. Se si esce, non si esce perché ci si disintossica dalla sostanza. Io direi che non si esce neanche perché si impara quanto male faccia la droga, ma perché si impara ad amare se stessi e di conseguenza anche gli altri. E allora magari lì ha fatto un concetto molto chiaro. Concludo col dire che quello che molto probabilmente manca, io farei veramente un lavoro di promozione nella vita, è insegnare il valore del tempo alle persone. La droga è ripetizione, perdita di tempo, e quel tempo che le famiglie pensano di dedicare a se stessi, attenzione che poi magari lo possono sottrarre ai figli e magari poi doverlo dedicare con sofferenza a altre cose. Insegnare il valore del tempo e non del denaro, che non è altro che la conseguenza del tempo che tu dedichi per acquisirlo. Forse magari invece che spendersi 1.000 euro al mese, dopo 2 giorni, a frutto di 30 giorni, 27, 25, quelli che sono i giorni lavorativi di un mese, magari ecco anche lì una sensibilizzazione diversa, ma non come concetto di prevenzione, ma come valore della, come dire così, proprio della importanza più grande che ognuno di noi abbia. Noi pensiamo che la cosa più bella sia la felicità, sia l'economia, è il tempo. Grazie a Francesco Vezzù, Presidente Associazione Centro Iniziative Nuove a Padova. Grazie. Come ci saluta dottoressa Daniela Capitanucci, Presidente Azzardo e Nuove Dipendenze, collegata da Santa Margherita Ligure. Prego, dottoressa. Allora, intanto ringrazio anch'io per la possibilità di questo intervento e mi viene da dire, credo che rispetto al gioco d'azzardo valga il proverbio che il pesce puzza dalla testa. Quindi è importante pensare di modificare le politiche che da 20 anni a questa parte hanno fatto sì che nel nostro paese, se nel 2004 si sono giocati 25 miliardi di euro, siamo arrivati nel 2022 a giocarne 140 miliardi. Ecco, bisogna rivedere le politiche perché questo esito economico non può essere casuale e evidentemente le politiche non sono state in grado di bloccarlo, anzi probabilmente lo hanno favorito e dalle politiche discendono poi i problemi della gente. Grazie alla dottoressa Daniela Capitanucci, grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Sì, succede anche per i pediatri. Anche per i pediatri, le pediatrie, se parliamo delle pediatrie dell'US 2, ci sono 10 pediatri che mancano negli ospedali. Manca personale anche nelle pediatrie della Marca, un sistema già messo in difficoltà per la carenza di specializzandi e la mancanza di programmazione sanitaria che ha lasciato a secco di professionisti le corsie non solo della pediatria ma anche della chirurgia. Non accade a Treviso ma nelle pediatrie periferiche. Diversi sono i professionisti che hanno lasciato il settore pubblico per essere assunti da cooperative e lavorare a gettone. Nelle pediatrie SPOC certamente una parte del lavoro viene svolto da medici di cooperative che lavorano a gettone. Anche giovani, e questo io credo che sarà un problema che vedremo anche in futuro. Un problema economico ed organizzativo, diversi i giovani che hanno fatto questa scelta.
chi lavora a gettone ha degli stipendi a gettone che sono, non ho paura di dire, esagerati rispetto a quello che poi è lo stipendio di un medico, di qualsiasi medico che lavora nel sistema sanitario pubblico. E questo ha messo chiaramente in crisi il sistema, perché si può guadagnare bene lavorando meno. Pediatrie come quella di Treviso, che ha visto crescere dal Covid in poi il numero dei ricoveri per disturbi neuropsichiatrici, 36 ricoveri nel 2022 per disturbi della condotta alimentare, dai 100 ai 120 ricoveri per patologie di questo tipo. I sintomi più comuni: ansia e depressione, calo di peso, autoaggressività. Ed è collegato da Vicenza il dottor Bruno Ruffatto, segretario provinciale Federazione Italiana Medici Pediatri di Vicenza. Buongiorno dottor Ruffatto. Buongiorno. Allora, abbiamo visto questo servizio, com'è la situazione? Qua manca tutto in Italia. Abbiamo sentito prima il professor Avruscio, presidente nazionale primario ospedalieri. Non siamo in un bel momento. Prego. Allora, io posso dire naturalmente la situazione che c'è nel territorio, quella dei pediatri di famiglia e quindi la copertura delle varie zone. Siamo in un momento di ricambio generazionale anche noi, per cui abbiamo diversi medici che adesso lasciano la convenzione per la pensione. E quindi c'è il problema del ricambio. In questo momento non abbiamo grossissime carenze, perché c'è quel fenomeno della contrazione delle nascite, per cui purtroppo perdiamo bambini che non nascono e perdiamo anche pediatri. Quindi dei pediatri che vanno in pensione non vengono sostituiti, perché si possono appunto accorpare i pazienti con pediatri che sono tuttora in attività. Il problema sarà molto più cogente nel 2025-2026, quando ci sarà una grossa fuoriuscita di pediatri e di medici in generale, perché sono quelle annate in cui sono stati sfornati dall'università tantissimi medici, e quindi anche le specialità erano più floride. D'altra parte però sono in arrivo forze nuove, per cui sono stati aumentati parecchio i posti nelle specialità di pediatria, e quindi molti pediatri riusciranno ad arrivare in ospedale e nel territorio. Questo succederà fra circa 3 anni. E nel frattempo bisogna cercare di arrangiarsi con le forze che ci sono in campo. Allora, qualcuno pensa al pediatra sempre dove viene portato il ragazzino, il bambino molto piccolo, cosa non vera. Quello che veramente preoccupa sono i suicidi, dottor Ruffatto, di questi ragazzi che vanno dai 12 ai 14-16 anni. Ecco, è un numero di suicidi che fa impressione, specialmente noi qua a Treviso. Ci sono delle associazioni, questi genitori che si stanno rimboccando le maniche per capire come mai questo disagio che fa arrivare alla morte del loro figlio. Però gli esempi che abbiamo e le prospettive e soprattutto quello che si offre forse non è all'altezza della loro situazione, di quello che loro vorrebbero. Ascolto, dialogo, premura, tempo, diceva prima il dottor Vezzù, dobbiamo parlare di tempo. Cosa ci dice, dottor Ruffatto? È un fenomeno sicuramente drammatico e anche qui bisogna che ci sia una rete che si fa carico soprattutto dell'ascolto di questi giovani adolescenti. Il pediatra di famiglia deve essere visto come il primo punto di riferimento, anche se spesso viene visto come quello che si occupa, come giustamente diceva lei, dei problemi dei bambini piccoli, e il contatto con l'adolescente viene perso. Il contatto con l'adolescente è un contatto difficile per tutti i medici, anche per i medici di famiglia, ai quali dopo i 14-16 anni vengono iscritti questi ragazzi. Però attualmente certamente bisogna che anche il pediatra acquisisca sempre di più competenze e si abitui a un colloquio con questi ragazzi, con queste famiglie che magari come genitori sono le prime che si preoccupano di comportamenti particolari. Chiaramente questo non basta, perché ci vuole anche una rete, in effetti anche gli ospedali adesso sono attrezzati per
almeno quelli che hanno dei reparti di pediatria più attrezzati, per accogliere anche le urgenze psichiatriche, e questo non è una cosa da poco, perché naturalmente queste cose possono scatenarsi in qualsiasi momento della giornata, e ovviamente ci vuole un intervento specifico ospedaliero che possa risolvere. In più ci devono essere anche delle neuropsichiatrie infantili che una volta che il pediatra intercetta queste problematiche possono avere un canale preferenziale per un invio, in maniera tale che ci sia una presa in carico, naturalmente al di là dell'urgenza, una presa in carico che è molto veloce. Attualmente sappiamo che il problema è che le neuropsichiatrie infantili e anche i reparti di pediatria sono oberati di altre incombenze, e quindi spesso questi ragazzi rimangono affidati al controllo dei genitori, che chiaramente non ce la fanno a sostenere anche l'impatto emotivo di queste problematiche, e al pediatra, che naturalmente può fare come primo punto d'ascolto un lavoro importante, però poi ha bisogno di questa rete di supporto che deve essere assolutamente costruita dove non ci sia. Abbiamo Maria da Gaiarine. Ciao Maria. Ciao, buongiorno. Di cosa si tratta? Di cosa parlate? Dei pediatri. Adesso abbiamo un pediatra, ma se vuoi parlare di qualcos'altro dimmi perché hai telefonato, prego. No, così ho telefonato perché oggi ci sono tanti di quei problemi dei giovani. Sì, purtroppo. Ma non giovani. Hai fatto bene Maria a evidenziarlo anche con poche parole. I giovani hanno molti problemi, io aggiungo che ne hanno molti anche diversamente. I giovani abbiamo tutti i problemi, hanno fatto un tale minestrone, non riusciamo più a capire chi non ha i problemi. Ce ne saranno, ma penso molto pochi, anche se ci sono i ricchi, ma forse quelli hanno più problemi di noi, non lo dicono, e forse parlare di sostanze non è stato male questa mattina. Allora abbiamo anche Moreno Gasparini, presidente Ente Parco Delta del Po del Veneto, collegato da Rovigo con noi. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi, buongiorno Mirella, buongiorno agli ascoltatori e grazie di questa opportunità. Acque chete, cosa sta succedendo? Ecco la siccità, poi questi nubifragi non si chiamano trombe d'acqua, bombe d'acqua, mi raccomando, perché l'ha detto un meteorologo, si chiamano nubifragi, dobbiamo usare le parole corrette, la bomba d'acqua non esiste, però la siccità sì, e quello che preoccupa è che veramente non c'è un investimento in questo, pochissimo, ecco, forse non si riesce ancora a capire che abbiamo un paese fragilissimo da nord a sud, da est a ovest, che ha bisogno invece che si investa in questo, che si metta in sicurezza. Prego Gasparini, cosa ci dice Presidente? Giustamente come ha detto lei, questi nubifragi sono sempre più frequenti. Il filo conduttore è il fatto che i cambiamenti climatici si fanno sentire, si fanno vedere. Chi aveva qualche dubbio nel passato e nel passato recente stava sbagliando. Adesso con molta umiltà tutto il mondo, sia del mondo scientifico che del mondo normale, chiamiamolo così, sta capendo, ha capito e sa che dovremo andare incontro a mutamenti climatici pian piano, e che faranno sì che queste cose, come lei giustamente ha detto, questi nubifragi estivi saranno sempre più frequenti. Di contro abbiamo tanta acqua in poco tempo e tanto tempo senza acqua, quindi problematiche a livello a 360 gradi che soprattutto colpiscono l'agricoltura. Un'area come la nostra del Parco Delta del Po, che lavora certo con il turismo, la pesca, l'abbiamo detto in tante occasioni, e col turismo balneare, la pesca e tutto quello che è l'eccellenza che viene su dalla campagna, dal terreno, dobbiamo fare i conti. Ci siamo trovati, io credo, ma parlo anche di livello molto più ampio, ci siamo trovati un po' sprovvisti, un po' non pronti a queste cose. Adesso si è comunque ricorsi, io sento parlare a destra e a manca che giustamente e per fortuna i consorzi di bonifica a largo raggio stanno lavorando per cercare di centellinare un po' quelle che sono le risorse idriche attraverso Po e Adige, i fiumi affluenti, ma soprattutto di costruire, chiamiamole sacche, chiamiamole
bacini di recupero, che possono essere quelle aree dove l'acqua sosta per poterla poi ridistribuire quando c'è la siccità. Però, Presidente, non è che abbiamo in eccesso le monoculture, queste monoculture che veramente non si sa come andrà a finire. Guardate che ci sono i nostri anziani, quelli che sanno, perché sono loro che sanno. Mi hanno detto, vedrai Mirella, se succede un nubifragio forte, cosa succederà con queste monoculture così estensive che fanno paura. Hanno tolto tutto e adesso l'acqua non sa più dove andare e fa il suo corso, portando via tutto quello che trova, perché è il suo corso e nessuno la fermerà. Lei cosa dice, Presidente? Cosa state facendo? I saggi vecchi che dicono questo, avete paura di questo? E a quei saggi vecchi che raccontavano questo, che erano i nostri nonni, dobbiamo dar ragione, perché adesso abbiamo scoperto che la parola di biodiversità, per esempio, anche sotto il punto di vista di strutturazione di un territorio, ha un senso. Ha un senso perché la monocultura, che può essere quella che rincorre il dio denaro, oppure quello che è il profitto massimo per fare reddito in campagna, ha creato quello standard che poi dopo crea disagio sotto il punto di vista sia del fabbisogno della risorsa idrica, sia dal fatto che poi dopo, quando l'acqua arriva, non trova ostacoli, non trova trattenimento, perché io mi ricordo da piccolo tutti i nostri canali di irrigazione avevano i filari di pioppi, di salici e così via, e così anche le golene del Po, dell'Adige e quant'altro. Adesso è tutto più spoglio in virtù della rincorsa del fatto di dover rendere più dinamico e più economico tutto il territorio, e quindi anche questo. Bisogna far idea sana di quello che è stato detto in passato, senza la tecnologia di oggi, però i nostri vecchi avevano capito subito, avevano visto giusto che fare culture diversificate significa che se c'è l'anno con una siccità può colpire quella cultura, però quell'altra cultura magari se la cava meglio, e quindi il reddito in famiglia e nel territorio può rimanere abbastanza assestato, se non altro sufficientemente giusto per poter mantenere le famiglie in un territorio, in un'area vasta come il Delta del Po. Rischiando con la monocultura significa che se quella monocultura va male tutto un territorio, perché magari manca l'acqua. Una su tutte, perché dobbiamo parlare molto ampio, perché non è che le nuvole le possiamo gestire su 78.000 ettari, di cui il Delta del Po ne fa parte, dei 9 comuni, ma una su tutte, la Xylella, che io non conosco bene, però ne sentiamo parlare tutti in TV, in Puglia ha devastato un territorio, che è un insetto che ha rovinato gli ulivi, e quell'insetto lì ha devastato intere aree e ha moltiplicato in negativo quella che è stata un'economia secolare di quell'area lì, che è un'eccellenza dell'olio. Eh sì, l'abbiamo anche visto, come abbiamo sentito, qui mi rivolgo al dottor Ruffatto ieri, noi non produciamo abbastanza latte, andiamo a comprare la cagliata in Germania, tutti, perciò capite bene quello che vi sto dicendo, perché noi non abbiamo più latte, noi non abbiamo più niente. Ecco, c'è stata una politica che ha devastato questo territorio, ma vi rendete conto che dobbiamo andare in Germania a prendere la cagliata per fare i nostri formaggi? Tutti vanno là a prenderla. Allora noi abbiamo i macchinari che siamo i primi nel mondo, perché tutti prendono i nostri macchinari per fare l'olio, per il latte, per i formaggi, per tutto. Però andiamo a prendere il latte perché noi non abbiamo più mucche. Vi ricordate le quote latte? Vi ricordate che buttavano questo ben di Dio di latte dappertutto, sulle strade, sulle autostrade? Adesso andiamo a prenderlo in Germania perché noi non abbiamo più mucche, più latte, ecco, e non aggiungo altro. Però la domanda al dottor Ruffatto è questa: quanto importante è la colazione, una buona colazione, una sana colazione, dottor Ruffatto, con il latte, i biscotti, le fette biscottate, una volta c'era la polenta, ma questi ragazzi fanno una buona colazione? Ci racconti un po' com'è la colazione di questi ragazzi, di questi genitori, cosa insegnano? Sentiamo cosa ci racconta il dottor Ruffatto, visto che abbiamo tirato fuori il latte. Colazione.
La colazione è il pasto cardine della giornata e a questo pasto bisognerebbe dedicare moltissima attenzione perché è il grande regolatore di tutta la nostra dieta, sia di adulti che di bambini. E questo deve essere un esempio anche che noi diamo, perché molto spesso vediamo che i genitori sono i primi che non fanno colazione e poi prima di arrivare a lavorare si fermano per una pausa caffè e la colazione è fatta di un caffè e di poco altro. Quindi è impegnativo per chi deve gestire poi una famiglia, prima di accompagnare i figli a scuola, preparare una buona colazione. Cosa intende, dottore, per una buona colazione? Diciamola. Una buona colazione è fatta, la nostra tradizione prevede sempre un po' di latte. Noi non siamo per l'esclusività del latte, però una tazza di latte in un bambino, diciamo anche che abbia superato i 4-5 anni, sicuramente va bene. Poi ci potrebbe essere, una volta si usava il pane con la marmellata fatta in casa, poi ci può essere anche il primo pasto di frutta della giornata. E naturalmente questo però richiede tempo. Qual è la famiglia che ha tempo di stare 20 minuti a colazione con i bambini? Credo nessuna. E poi succede che se una dieta, cioè la colazione non viene fatta, qualche volta lo spuntino di metà mattina che a scuola di solito si offre non è sufficiente e si arriva con una fame troppo importante a mezzogiorno, oppure addirittura peggio ancora si arriva al pasto, alla cena, dove si devono soddisfare tutte quante le esigenze. Quindi assolutamente la colazione tradizionale deve essere quella che va mantenuta ancora. Poi ci sono i bambini che non fanno colazione perché hanno la preoccupazione dell'interrogazione, per cui lo stomaco si chiude e quindi sorseggiano il tè, che non è altro che acqua e zucchero, e certamente poi non riescono ad avere le energie necessarie, né fisiche né mentali, per affrontare la giornata. In quel caso è importante fare uno spuntino buono a metà mattinata, scusate, che deve sopperire a quello che la colazione non ha dato. Adesso che siamo in vacanza e che quindi c'è più tempo, il valore della colazione certamente deve riemergere, in maniera tale che poi si trasformi in un'abitudine che va proseguita anche nel periodo della scuola. Allora, dottor Ruffatto, è vero quello che dice e la ringrazio di aver detto, ecco, non si trova il tempo, però abbiamo un problema grande, non si fa colazione o si fa male, si mangia male, ma abbiamo l'obesità infantile che preoccupa molto. Come mai e perché questo? Perché bisognerà pur parlarne anche di questo, perché se non si parla mai di queste cose non si riusciremo mai a capire che forse quello che sta dicendo il dottor Ruffatto, una buona colazione, dei pasti frugracei, specialmente frutta, verdura, che i bambini mangiano pochissimo, questo è quello che si dice. Cosa dice il dottor Ruffatto? Allora, certamente noi siamo un po' più fortunati rispetto alle regioni del centro-sud, dove veramente l'obesità è quasi epidemica. Anche da noi però, e lo rileviamo già nei bambini durante i primi bilanci di salute, c'è un peso che tende a crescere, va monitorato naturalmente per intervenire subito, riducendo l'introito calorico qualora questo sia eccessivo. Il pediatra che controlla i bambini molto spesso durante la crescita, questo lo può fare anche prima dei 6 anni, quando c'è già un peso che in qualche caso comincia ad essere veramente importante. Chiaramente i motivi sono un eccesso di alimentazione. Adesso sappiamo che è facile mangiare male, perché i cibi spazzatura costano poco e sono estremamente calorici. Sono anche appetibili perché qualche volta sono di moda,
però rappresentano una fonte calorica eccessiva, ma soprattutto ci si muove molto e troppo poco. Veniamo da un paio d'anni terribili in cui il Covid ha ridotto il movimento di tutti e scontiamo adesso questo incremento di peso che è legato all'inattività. L'estate è una stagione fantastica per cominciare a muoversi. Sappiamo però che è difficile per i genitori far fare un'attività motoria adeguata ai bambini durante tutto l'anno, perché non basta il mese estivo in cui si fa un po' di tutto, ma ci vuole un'attività costante. È importante soprattutto creare dei percorsi per arrivare a scuola, e questo eviterebbe anche l'inquinamento di macchine ambientale, in maniera tale che i bambini, se hanno poca strada, possono essere accompagnati a scuola a piedi o usare dei mezzi che possono diventare sicuri se ci fossero delle piste ciclabili adeguate, come la bicicletta. Ai nostri tempi chi abitava in città usava rarissimamente la macchina e rarissimamente usava anche i mezzi pubblici. Si prendeva la bicicletta e quei percorsi che erano da casa a scuola, che erano di pochi chilometri, diciamo entro i 2-3 chilometri, erano sempre fatti con un mezzo a pedali oppure a piedi. E adesso si è persa l'attività spontanea, i bambini sono tutti in cattività, è vero, esistono i pericoli che bisogna affrontare, però l'attività spontanea, il gioco spontaneo si è ridotto tantissimo, e non basta sicuramente come attività motoria un'ora di nuoto o 2 alla settimana per fare in modo che questo eccesso calorico che inevitabilmente bambini e adolescenti assumono venga smaltito da questo tipo di attività fisica, ed è un problema che la società deve affrontare naturalmente. Ma speriamo che lo affronti, perché voi lo state dicendo ormai da tanti anni, bisogna pure affrontarlo questo problema. Non basta un'ora o 2 di sport alla settimana, perché questo fanno anche nelle scuole pochissimo rispetto ad altri paesi europei. Allora, dal latte, dalle mucche, dal latte passiamo alle trivelle. Andiamo a vedere le trivelle, il delta del Po, poi lo commentiamo col presidente Moreno Gasparini. Parlare di nuove estrazioni che potrebbero mettere in ulteriore difficoltà questo territorio in termini di abbassamento è una soluzione che ci spaventa. Fa pensare che questo commento arrivi da uno degli ingegneri idraulici del Consorzio di Bonifica del Polesine, anche dopo la notizia del tavolo tecnico a Roma con le pressioni dal Veneto perché non si torni ad estrarre. L'ingegner Laurenti conosce benissimo la situazione del Delta Po, con i cittadini condannati dalle estrazioni a vivere ogni giorno di fatto con una colonna d'acqua alta 4 metri sopra la testa. Tutti i giorni siamo circondati dall'acqua, abbiamo colonne d'acqua sopra la testa e quando va male d'estate sono colonne d'acqua salata. Perché l'abbassamento di terreni e fiumi causato dalle trivellazioni di metano degli anni 50 non sta causando solo il pericolo inondazione, ma anche con la siccità la salinizzazione di tutto il territorio. E parlare di trivellazioni con l'esperienza che abbiamo avuto per noi è una cosa impensabile. Voi avete più paura della siccità o del cuneo salino? Noi abbiamo più paura del cuneo salino, perché in realtà un po' d'acqua dal Po arriva sempre, è proprio il cuneo salino che ci impedisce di usare quel po' d'acqua che arriva. Delta che è anche pesca per un comparto che teme fortemente gli effetti combinati di nuove trivellazioni e cambiamenti climatici. Pare che sia già una cosa che voglia essere calata dall'alto. Io faccio un appello a ricordare ciò che le estrazioni nel passato hanno prodotto su un territorio così fragile come il Delta del Po. Proprio per questo sia il Parco regionale che i sindaci del territorio pongono una domanda a Regione e soprattutto al Governo nazionale. Abbiamo un percorso dove c'è stato e abbiamo pagato caro quello che è stato la subsidenza, perché di questo stiamo parlando, e ad oggi ancora diciamo, ma quello che è stato il beneficio di togliere il metano in Adriatico negli anni 50-60 è stato sufficiente a pagare l'investimento sociale per mettere in sicurezza il territorio, quali alzare gli argini del Po e dell'Adige, quali rimettere in sesto l'argine a fronte mare perché il mare non entri dentro. Idrovore che ora più che mai stanno costando a queste comunità. E tutti gli anni al nostro consorzio Delta del Po consumiamo 10 milioni di kilowattora all'anno. Per quella che era la tariffa media arrivavamo a pagare circa 2 milioni di euro di energia elettrica annui. I rincari che tutti stiamo vedendo e stiamo subendo hanno portato l'anno 2022 a 3 milioni di euro. Tutto questo in cambio di metano.
Andiamo a parlare di un 2% del fabbisogno nazionale, quindi parliamo del nulla. Parliamo del nulla, era un servizio di dicembre 2022, adesso vorrei capire con Moreno Gasparini, presidente Ente Parco Delta del Po, cosa si è fatto in questo periodo. Prego. Così a caldo, Mirella, ci sentiamo un po' più tranquilli perché abbiamo visto che da dicembre, comunque ottobre, novembre, dicembre 22 ad oggi il costo kilowattora, quindi il costo energia per le famiglie, il fabbisogno a livello nazionale è calato. È calata la domanda e quindi è calata anche la rincorsa all'approvvigionamento dell'energia. Adesso ne sentiamo quasi più parlare, ad essere vero come notizia, delle estrazioni Delta del Po, però comunque noi i nostri atti li abbiamo fatti, abbiamo messo le nostre istanze sul tavolo a tutti i livelli come stavamo facendo nel novembre-dicembre del 22, adesso stiamo attendendo comunque una risposta, non tanto risposta scritta, ma un tavolo di confronto a tutti i livelli che siamo passati anche attraverso l'ufficialità della nostra prefettura della provincia di Rovigo. Detto questo, ecco, le posso dire che a pelle la nostra popolazione, le amministrazioni si sentono un po' più tranquille, ma non girare pagina e pensare che il problema non ci sia più. Il problema può essere ridimensionato sul fatto che il buonsenso del governo può e deve cercare, che se avrà ancora bisogno di aprire le maglie sulle estrazioni intorno al territorio nazionale, ecco, fare una lista della spesa dove il Parco Delta del Po, con le sue fragilità che abbiamo sentito, che ormai tutti conosciamo, sia messo proprio per ultimo e proprio con un'emergenza totale che io mi auguro e credo che non torni più come quella del fine 21, anno 22, che è stata un po' condizionata dall'influenzare un po' dalla guerra, un po' dal dopo Covid e così via. Detto questo, io comunque non sono tranquillo, i nostri sindaci del Delta del Po non sono tranquilli. Noi avremo sempre comunque la barra e l'asticella alta sotto il punto di vista di attenzione e di ascoltare quello che è il percorso del governo per capire da che parte vogliono sbattere per l'approvvigionamento. Sappiamo che Piombino e Ravenna saranno quasi sicuramente autorizzati in maniera definitiva e che saranno gli offshore per quanto riguarda il metano liquefatto che verrà un po' dal Qatar o dai paesi arabi per poi essere di nuovo messo in condizione gassosa per essere rimesso nel nostro territorio. Detto questo, però, noi non ci siamo mai fermati sotto il punto di vista di far crescere questo territorio, far crescere il Delta del Po su tutte le sue forme, soprattutto quelle del turismo. Oggi siamo in piena stagione e cerchiamo di vivere, tra virgolette, in pace su quello che è la nostra propensione, la nostra potenzialità su questo territorio che sta dando tanto, soprattutto proprio veramente per un turismo che oggi più che mai ci sta, anche il cliente internazionale sta cercando un'area come le nostre. Sì, è vero questo, però ecco, c'è un problema grande che il sale che sta arrivando con l'acqua del mare, sta arrivando su queste culture. In Marocco hanno già iniziato a parlare di desanalizzare l'acqua, qui si fa molta fatica, si dice sempre i costi sono troppo alti. Sì, anche la guerra ha un costo alto, però si trovano i soldi per le armi. Un'arma per combattere potrebbe essere anche questa. Cosa ne pensa, Presidente? Penso che lei ha ragione, abbiamo sentito prima il vice direttore nell'intervista che ci ha anticipato che il problema principale è quello della salinità. Noi sappiamo tutti che oltre a un livello di salinità non si può utilizzare quell'acqua per irrigare i campi e questo è il problema principale quando c'è siccità e il mare entra nel nostro delta. E più siccità c'è e più, se poi dopo andiamo a pensare al discorso delle trivellazioni, cioè aumentiamo questo fenomeno, cioè gli diamo proprio spazio e adito, perché se passiamo il suolo facciamo entrare il mare. Quindi sappiamo benissimo che questa cosa non si deve fare anche per quel fronte lì, non solo per le paure e i costi sociali che abbiamo sentito nelle interviste sottolineare, ma io credo che questa cosa deve essere comunque, le dico anche che nelle fasi del problema della salinità del 22 ad oggi comunque i consorzi di bonifica hanno lavorato molto bene, non solo il nostro ma anche gli altri in maniera coordinata a quattro mani per quanto riguarda il fatto di, lo accennavo all'inizio, di iniziare a predisporre delle
sacche di contenimento che possono essere quelle di ridistribuzione. Poi c'è anche un altro fronte che non dobbiamo dimenticare: il mondo agricolo a tutti i livelli ha fatto passi da gigante. Stiamo parlando di un recupero dell'acqua sotto il punto di vista di quantità da non disperdere, stiamo parlando di ottimizzare l'acqua in maniera diversa su cultura per cultura, quindi anche arrivare a una propensione direi tecnologica avanzata per quello che è da una parte lo sviluppo agricolo in maniera compatibile con l'ambiente, dall'altra un recupero e un'ottimizzazione dell'acqua. Sì, anche perché questi consorzi si pagano, perciò noi vorremmo vedere anche dei risultati, perché non sono gratuiti, lo diciamo. Ecco, noi vorremmo avervi più ospiti per capire cosa viene fatto nel territorio, perché ci sono tanti consorzi, però sappiamo sempre molto poco. Perciò è importante, quando venite in trasmissione, che ci raccontate come funzionano questi consorzi importantissimi. Grazie a Moreno Gasparini, Presidente Ente Parco Delta del Po del Veneto. Adesso passerei al dottor Bruno Ruffatto. Abbiamo parlato di acqua, ecco, si beve poca acqua, anche i bambini purtroppo, gli anziani. Ecco, cosa ci vuol dire, dottor Ruffatto? Perché bisogna bere con questo caldo, poi non ne parliamo, però si beve veramente poco, non abbiamo la cultura dell'acqua. Del vino sì, vino a gonfie vele, ma dell'acqua un po' meno. Cosa dice, dottor Ruffatto? Allora, devo dire che partendo dai bambini molto piccoli, quindi dai lattanti, le mamme invece hanno una cultura dell'acqua, nel senso che hanno sempre paura che i bambini bevano poco, e quindi anche nel bambino allattato al seno la mamma tenderebbe sempre a dare da bere. Questo naturalmente non va bene, perché il bambino allattato al seno, quindi parliamo di un bambino chiaramente molto piccolo, prima che inizi lo svezzamento, realizza tutti quanti le sue necessità attraverso il latte. Il latte è fatto in gran parte di acqua e quindi non vanno aggiunti biberon. Nel bambino più grande invece naturalmente questo è importante, e generalmente i bambini hanno uno stimolo della sete, soprattutto quando giocano, sudano parecchio, e come in questo periodo ovviamente l'integrazione va fatta. Ecco, l'importante è che la sete venga soddisfatta non da bevande zuccherate. Sappiamo che la Coca-Cola, le aranciate, quelle industriali, ovviamente forniscono delle calorie che troppo spesso non sono necessarie, e appunto travolti dalla sete si rischia proprio di bere quantità eccessive di queste bibite fresche. L'acqua fresca invece è la fonte principale di idratazione di tutti, quindi dal bambino dopo lo svezzamento fino alla persona anziana, e quindi ognuno ha una esigenza diversa anche di assumere liquidi. Basta che guardiamo gli sportivi e vediamo la diversa sudorazione che hanno. L'esempio della partita di tennis tra Nadal e Federer non suda mai, mentre Nadal a ogni servizio deve andare a asciugarsi la fronte e tutto il corpo con l'asciugamano. Quindi noi siamo delle macchine che hanno un raffreddamento ad acqua, ma ci sono delle macchine che consumano più acqua e delle macchine che consumano meno acqua. Quindi l'idratazione comunque è fondamentale, e in questo periodo bisogna bere prima anche di avere sete, perché spesso quando c'è sete sono già stati messi in atto dei meccanismi per cui siamo già in riserva, e quindi adesso è buona abitudine portarsi la classica borraccetta, non di plastica ma di materiale che sia riciclabile, e in maniera tale da bere regolarmente. E questa è un'indicazione che è assoluta per tutte le età. E ha fatto bene a dirlo, e così la saluto anche dottor Bruno Ruffatto, segretario provinciale Federazione Italiana Medici Pediatri di Vicenza. Grazie dottor Ruffatto anche a lei di essere stato con noi e di aver dato dei buoni consigli. Grazie, la posta di Mirella. Buongiorno.